pianificazione era avvenuta nei minimi dettagli, studiando la viabilità, scegliendo l'obiettivo, preparando i mezzi per sfondare recinzione e pareti, ma anche quelli per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Ma un muletto si è impantanato poco lontano e gli automobilisti di passaggio nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì nella zona artigianale di San Zenone hanno avvisato i carabinieri trovando la strada ostruita. La banda di malviventi aveva posizionato qui all'incrocio tra via delle Industrie e la strada provinciale marosticana che unisce Bassano a Montebelluna dei mezzi per prepararsi la via di fuga. L'obiettivo era un assalto alla Asolo Gold a pochi metri da qui. Via delle Industrie è senza uscita e la fuga notturna sarebbe avvenuta nelle intenzioni dei malviventi lungo la provinciale, ma qualcosa ha rovinato il loro piano. In zona ci sono anche altri laboratori orafi e questo episodio si aggiunge alle tante effrazioni riuscite o tentate in abitazioni private della zona. Fortunatamente questa rapina è stata sventata dal pronto intervento dei carabinieri della zona che erano proprio nel nostro territorio per sorvegliare con le loro pattuglie. Dobbiamo continuare a lavorare sulla sicurezza perché questi episodi sicuramente segnano purtroppo quella che è il livello di attenzione che dobbiamo mettere appunto nella sicurezza come amministrazione comunale. Continuiamo a farlo attraverso la collaborazione con i carabinieri, con la quale appunto c'è sicuramente, attraverso il potenziamento di quella che è anche l'attività della nostra polizia locale. A San Zenone arriverà un nuovo agente che si aggiunge ai 2 già in servizio. Possono essere utili nel territorio e utili nella loro collaborazione con i carabinieri anche per cercare di segnalare eventuali difficoltà o eventuali necessità che ci sono nel nostro territorio. Vi presento subito 3 graditissimi ospiti, un tema comune, sicurezza, un tema comune, la parola prevenzione. Parleremo di sicurezza stradale, parleremo di sicurezza dei cittadini e parleremo di sicurezza con la prevenzione per non ammalarci e per scoprire se siamo ammalati o meno. Presento subito questi graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Francesco Massimo, già direttore del carcere di Treviso. Buongiorno. Quello tosto, veramente. Grazie dottor Massimo di essere con noi. Saluto anche il dottor Alessandro Gava, presidente dell'ILT Treviso. Buongiorno e grazie anche a lei, dottor Gava, presidente di questa LILT che ormai penso che abbia fatto dei passi da giganti per far capire l'importanza della prevenzione ed essere vicino a queste donne che veramente se non ci fosse dovremmo inventarla. Questo lo dico io perché è una realtà nel nostro territorio non solo molto importante. Saluto anche da Caserta Biagio Ciaramella, presidente familiari vittime della strada e malasanità. Ecco anche lei, buongiorno presidente Ciaramella, parleremo di sicurezza stradale invece con Ciaramella, sempre di prevenzione. Vedete che c'è il filo di Arianna che unisce queste 3 realtà, questi 3 ospiti. Allora partirei subito dal dottor Massimo, Francesco Massimo. Abbiamo visto questo servizio, molta paura, la gente ha paura di uscire di casa già alle prime ore del primo pomeriggio. Cosa sta succedendo? Le carceri strapiene, anche quelle minorili, ma servono veramente tutte queste persone all'interno di questi carceri o sarebbe il momento di cercare di farli lavorare anche in altre realtà? C'è qualcosa che si muove, bisogna dirlo, però rispetto alla domanda di lavoro che c'è, forse impiegare di più queste persone che costano, perché le paghiamo, non sarebbe male. Cosa dice il dottor Massimo? Dico che per far lavorare i detenuti ristretti c'è bisogno di offerte lavorative. Io posso parlare per la mia esperienza personale di quando ero direttore, ormai sono passati più di 5 anni, ho avuto l'occasione di poter collaborare con un paio di sindaci e noi fornivamo la manodopera ai detenuti e loro andavano a lavorare senza essere retribuiti. In quell'occasione c'era una specie di rimborso spese per quanto concerne. Sarebbe molto opportuno incentivare questa possibilità, cioè fare uscire i detenuti, ammetterli a fare lavori socialmente utili, anche senza retribuzione. Ma non è una cosa facilissima. Le carceri, è vero, scoppiano, molti ristretti potrebbero anche scontare la loro carcerazione, tra virgolette, agli arresti o in detenzione domiciliare. Il problema è che oltre a questo non c'è certezza della pena, spesso il detenuto che viene condannato a 3 anni, faccio un esempio,
dopo un anno già è fuori. Io sarei per un discorso inutile inasprire le pene se poi non facciamo scontare quelle che andrebbero, il periodo che andrebbe scontato. E non parliamo di inasprimento delle pene per i vari reati, facciamo scontare tutto il periodo per il quale è stato condannato il soggetto, insomma, e poi creare delle opportunità lavorative, ma per questo c'è bisogno anche di un supporto della comunità esterna, di enti locali, di industrie private, ma il problema è che se non c'è lavoro per le persone che non sono in carcere, come facciamo a trovarlo per quelli che devono scontare una pena o comunque hanno dei precedenti di carattere penale, insomma. Allora, che non ci sia lavoro non ci credo, perché io ieri ho parlato con un idraulico, il quale ha detto che c'è tantissimo lavoro, il problema è che non riescono a trovare personale, questa è la verità. E io sono convinta che questi ragazzi, queste persone all'interno di queste strutture carcerarie siano capaci di fare anche questo. Il problema è che qualcuno non vuole fare un passo in avanti. Si fanno passi a lato, ma mai un passo in avanti. Io parlo con queste persone e le posso assicurare che tutti quanti chiedono di lavorare. Quando io dico cosa sai fare, tante cose mi dicono. Per carità, non sapranno usare i nostri strumenti, sono d'accordo, ma penso che si può anche insegnare in poco tempo, imparare. Un'altra cosa, dottor Massimo, ieri ho avuto l'avvocato Riondato ospite, il quale ha raccontato di 2 ergastolani, un certo Brusca, che noi abbiamo sentito questo cognome, che gli hanno concesso la semilibertà. L'avvocato è rimasto anche lui allibito, ha detto come si fa a dare la semilibertà a 2 ergastolani. Capite che i messaggi poi ha spiegato che arrivano a casa sono devastanti. Allora cosa c'è che non va? Cioè, questa, come ha detto lei, questa certezza della pena che non arriva, ma si fa fatica anche a mettere in atto proprio quello che è la pena che è stata inflitta, che non viene fatta perché c'è la buona condotta, il rito abbreviato e vai. Prego. La liberazione anticipata che vale per tutti. Io volevo un attimo dare una risposta a quello che diceva lei per quanto concerne le opportunità lavorative che poi non vengono concesse. Il problema è un altro, è quello della responsabilità. Il direttore che deve mettere fuori al lavoro, alla semilibertà oppure al lavoro all'esterno, articolo 21, si deve assumere una responsabilità. E oggi non molte persone sono disposte ad assumersi responsabilità, anche perché spesso poi si cerca il capro espiatorio. Io lo dico personalmente, nel senso che se devo rivedere oggi il mio trascorso lavorativo, dico ma chi me l'ha fatto fare di assumermi tante responsabilità che poi non mi competevano nemmeno? Sono stato fortunato, non è mai successo niente, quindi amen. Ma mi metto anche nei panni di alcuni miei colleghi che in questo momento hanno timore ad assumersi responsabilità perché c'è questa attenzione particolare al capro espiatorio che poi deve pagare se succede qualcosa. Per quanto concerne la seconda domanda, quella della semilibertà, torniamo proprio al discorso che stavamo facendo. Se è prevista una possibilità di scontare fuori determinate ore del giorno per fornire un servizio utile che può essere sia un privato sia invece a un ente locale e la nostra Costituzione prevede che la pena deve servire al recupero del soggetto, ora o è un ergastolano o non è un ergastolano, se lo staff operativo del carcere ritiene che il soggetto sia idoneo per poter affrontare delle misure alternative, capisco che per le persone possa sembrare un po' eccessivo, però se è previsto in Costituzione non possiamo noi poi non darlo ad alcuni soggetti piuttosto che ad altri. Insomma. Molto chiaro, dottor Massimo, e la ringrazio. Adesso invece andiamo a vedere questo servizio dove si parla di LILT, di vendemmia, e lo spiega anche il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, e poi sentiremo il presidente della LILT, il dottor Gava. Andiamo a vedere. Grazie.
1900 interventi in un anno tra ospedali dell'ULSS 2 e IOV di Castelfranco, 1000 diagnosi nell'arco dei 12 mesi solo nella Marca di tumore al seno, che insieme a prostata, colon, polmone e vescica costituisce oltre la metà delle patologie oncologiche che colpiscono attualmente i trevigiani. Già basterebbero questi numeri a dare le dimensioni di un fronte che gli anni di Covid, frenando la prevenzione, hanno contribuito ad allargare. Abbiamo ripreso a fare gli screening colon, retto, lo screening della mammella, eccetera, e abbiamo trovato effettivamente un'incidenza, un aumento di casi di tumore, ma contemporaneamente, lo dice anche l'Associazione Oncologi nazionale, che sicuramente c'è stato un 3% rispetto agli anni scorsi, rispetto al 2019. E gli ultimi dati, quelli del 2019, dal registro tumori del Veneto, ci dicono che in provincia di Treviso ogni anno si sviluppano 5.650 nuovi casi di tumore, quindi sono tante persone che ricevono una diagnosi che mette in difficoltà l'equilibrio della persona, ma anche l'equilibrio familiare, e la LILT cerca di dare supporto a queste persone. 600 i pazienti che ogni anno vengono accompagnati alle terapie dai volontari LILT, 480.000 i chilometri percorsi solo nel 2022, e proprio la LILT andrà il ricavato della 6ª edizione della vendemmia sociale, dedicata quest'anno all'imprenditore vinicolo Giorgio Cecchetto, e realizzata in collaborazione con 2 aziende agricole. Avere delle aziende, dei sostenitori che ci supportano ogni anno sicuramente ci permette di programmare anche con più serenità quelli che sono i nostri progetti. La LILT, con cui appunto questo percorso è nato ancora anni fa e che siamo felici di portare avanti anche quest'anno, proprio nonostante l'impegno e il lavoro che serve per organizzare una giornata del genere, la soddisfazione poi di vedere anche le persone che vedi che sono soddisfatte di essere venute lì. Vendemmia, spremitura, infine il grande spiedo. Si partirà sabato 23 settembre alla Facchin di San Polo, quindi il 24 settembre alla tenuta Amadio di Monfumo. Nel nostro piccolo, per quello che riusciamo, è il motivo che dici lo vorresti fare anche tutti i giorni se ci fosse la possibilità, perché non credo sia facile e soprattutto per loro ritrovare aiuti così. Abbiamo visto il dottor Gava con la maglietta della vendemmia. Quanto importante è, dottor Gava, la comunicazione, far capire l'importanza anche di queste attività per la prevenzione fatte anche da aziende, da singoli cittadini, cioè tutti devono mettere la goccia perché riguarda la comunità, la prevenzione. Prego, dottor Gava. Sì, come sapete io per 40 anni mi sono occupato della cura dei tumori. E quindi quando nel 78 il mio primario di allora fondò la LILT a Treviso, abbiamo coniugato questo impegno nella cura con quello nella prevenzione attraverso la LILT, e quindi abbiamo cercato di cavalcare quelli che erano i 2 piani: assicurare la migliore cura. Noi ci occupavamo di radioterapia, quindi con la radioterapia, secondo l'evoluzione che c'è stata anche molto importante delle tecnologie in questi decenni, con una diffusione dei concetti della prevenzione, cioè dei corretti stili di vita, di non fumare, di avere un'alimentazione corretta, di fare attività fisica e poi di sottoporsi a quelli che sono gli screening proposti dal servizio sanitario. Per dirvi, io faccio ad ogni chiamata il sangue occulto nelle feci e quest'anno è risultato positivo, ho fatto la conoscopia e hanno trovato 2 piccoli polipi. E sappiamo che rimuovere un polipo è un atto di prevenzione, perché i polipi possono poi degenerare e dare sviluppo a un tumore del colon, che è uno dei tumori più diffusi a livello della nostra provincia, ma anche a livello nazionale. Quindi seguire queste buone pratiche cliniche è un aiuto che noi diamo a svelare delle malattie prima che diventino pericolose o drammatiche per la nostra salute. E quindi questo cerchiamo di fare con la LILT, promuovere quello che sono le conoscenze scientifiche nel campo della prevenzione primaria, cioè la rimozione delle cause note di tumore; secondaria, cioè fare la diagnosi precoce, arrivare prima. Si parlava di quasi 1 migliaio di donne che ogni anno in provincia di Treviso sviluppano un carcinoma della mammella, e sono 600 quelli che sviluppano un carcinoma della prostata. Questo è il mese Movember, in cui c'è una sensibilizzazione anche verso questo tumore. È un'iniziativa nata nel mondo anglosassone che adesso stiamo sviluppando anche nei paesi mediterranei, e la LILT nel mese di novembre ha promosso delle visite urologiche gratuite nella zona di Montebelluna e Castelfranco, dove quando troviamo la disponibilità anche di medici specialisti
che voi sapete sono gravati da tanto lavoro in questi anni, ce ne sono sempre meno, però troviamo sempre alcune disponibilità per dare questo segnale. Anche gli uomini, come hanno fatto le donne da decenni, le donne si sono occupate della loro salute, hanno ottenuto quello che è lo screening. Il primo è stato sui tumori del collo dell'utero col pap test, e poi col test del papilloma adesso, che è un test più evoluto, e poi con il seno, quindi con la mammografia periodica, che consente di svelare lesioni anche di pochi millimetri. Svelare un tumore al seno di pochi millimetri significa salvare la vita in oltre il 90% dei casi. Quindi questo è il compito che io ho cercato, poi quando ho avuto la successione alla presidenza dopo la scomparsa del professor Patrese, del mio predecessore. In questi 33 anni in cui sono stato presidente ho cercato proprio di far crescere questa consapevolezza nella popolazione trevigiana. Allora avevamo 2 delegazioni, a Treviso e a Castelfranco, adesso ne abbiamo 6 perché abbiamo aperto anche a Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, Oderzo. Questo ci ha consentito di avere tante persone nel territorio che ridondavano questo messaggio che noi abbiamo lanciato, e quindi adesso figuratevi che siamo passati da allora avevamo 60 volontari, adesso ne abbiamo 850 nelle 6 delegazioni, quindi siamo l'associazione dal punto di vista di peso forse più significativa nel campo oncologico, insieme all'ADVAR che si occupa poi della fase terminale di malattia, e quindi cerchiamo di integrare tutte quelle che sono le conoscenze, le sensibilità in questo mondo, insieme a quello che fa anche Anna Mancini con ADVAR, per cercare di dare delle risposte e delle informazioni scientificamente validate a quella che è la nostra popolazione. Poi avete mostrato un bel filmato con 2 aziende che ci sostengono da anni. Per fortuna il territorio trevigiano è un territorio sensibile, e quindi noi abbiamo tante persone che fanno volontariato, perché trovare 850 persone, quando lo dico a livello nazionale non mi credono. Invece i nostri volontari c'è l'obbligo, e io ne rispondo penalmente, che siano assicurati, quindi li contiamo ogni settimana, perché ogni settimana dobbiamo essere sicuri che siano assicurati tutti quelli che operano sotto l'egida della LILT. Si citava per esempio al trasporto. Noi abbiamo 31 mezzi che fanno trasporto di pazienti ai luoghi di cura, oltre 460-470 mila chilometri ogni anno, quindi sono 10 volte il periplo del nostro pianeta, per dare qualche numero. Però sono offerte importanti che noi diamo alla popolazione, perché c'è la popolazione anziana, c'è popolazione che fa fatica a guidare. Quando a Treviso è nato il PUT c'era il terrore di questo circuito, di questo anello che costituiva un piccolo trauma, per dirvi come. Quindi diamo risposte a domande concrete della popolazione. Quindi trovare tante persone che fanno volontariato e tante persone che ci aiutano economicamente, non potendo fare del volontariato perché impegnate nella loro attività, però avere questi segnali di costanza, di un contributo, di un'iniziativa, di una cena, di una vendemmia, ma anche quando abbiamo preso la nuova sede di Via Venzone, molte aziende ci hanno fatto anche degli interventi gratuiti all'interno della sede, e quindi sentiamo questa vicinanza, questa solidarietà all'associazione, e questo ci dà conforto che stiamo percorrendo la strada giusta, ma che anche c'è una sensibilità che misuriamo, cogliamo ogni giorno. Io la chiamo anche riconoscenza, dottor Gava, perché abbiamo tante persone che riescono a capire l'impegno, proprio il valore di questo impegno, e ricompensano in questa maniera, e veramente bisogna dire grazie. Adesso passiamo anche a Biagio Ciaramella, parliamo di sicurezza stradale. Biagio, proprio in questi giorni, l'altro giorno abbiamo sentito questo codice stradale, tanta confusione, glielo posso assicurare, favorevoli, contrari, ognuno la pensa alla propria maniera. Sentiamo cosa ne pensa invece il presidente Biagio Ciaramella, che di sicurezza stradale veramente ne mastica tutti i giorni. Prego, presidente. Vorrei fare solo una domanda per adesso al direttore del carcere. Mi sa dire se ci sono delle persone nel suo carcere per omicidio stradale? C'erano delle persone per omicidio stradale quando era direttore lei? Non era il mio carcere, ormai sono passati più di 5 anni che sono in pensione. No, non ce n'erano. Non ce n'erano. Prego, presidente Ciaramella. Allora la domanda nasce spontanea, non ce n'erano perché la legge non c'è, giusto?
perché a volte si arresta per un panino che si ruba, una mela, e poi perché si ammazza sulla strada nessuno fa niente, giusto? Intanto parli, Presidente, poi sentiamo le risposte, prego. Ok. Allora, poi la cosa più importante è questa situazione per quanto riguarda il nuovo codice della strada. Noi non è che siamo favorevoli, ma è un qualcosa in più per vedere di fermare questa mattanza sulle strade, perché giustamente si deve provare, si deve cambiare. Se ci stanno persone che si lamentano perché possono avere dei verbali se guidano col telefonino o senza cintura, oppure con droga, oppure in tutto quello che sta succedendo, sento delle assurdità sui social. Ma scusate, che conta di più, la vita umana o che un verbale, un qualcosa per non succedere? Ma tu allora già sai che matematicamente quando ti metti sull'auto vuoi creare qualcosa a qualcuno, perché quello è il problema oggi. Se tu guidi e guidi per guidare, il problema non c'è, questa legge non è per te, perché tu lo rispetti il codice della strada, ma se tu guidi già ubriaco, drogato, il telefonino lo vuoi usare, è una presenzione in effetti, che ben vengono i controlli, che ben vengono tutto quello che si sta, perché il problema è proprio questo: se non ci sono controlli è come quando uno va a rubare, se il poliziotto non sta lì e lo va a arrestare, quello ruba sempre. Perché invece non potremmo farle anche per la sicurezza stradale? Noi ci poniamo questo problema. Oggigiorno che è più grave? Il fatto che si muore sulle strade 12 morti al giorno, oppure se è un verbale e ritorni a casa e non ammazzi nessuno? Questo è il nostro dire, perché non è giusto che un'intera gioventù dai 14 ai 29 anni stanno morendo tutti i giorni. Vuol dire che noi vogliamo riempire i cimiteri, è questo che è sbagliato. Noi ci rendiamo conto che il codice della strada potrebbe essere duro per alcuni utenti, ma se io esco di casa, mi metto la cintura, non uso il telefonino, non sono ubriaco, ho l'assicurazione, ho tutto quello ma che mi fermano 10 volte i poliziotti, fanno il loro lavoro, qual è il problema? Ma allora già sappiamo che l'Italia è fatto da tutti indisciplinati quando guidano, e questo è il resoconto di quello che noi non accettiamo come associazione. Ma la cosa più grave è che contro questa legge si stanno anche schierando delle associazioni vittime della strada. Ma scusate, ma non vi hanno ucciso i figli, delle mamme, perché? Per sentito dire, ma facciamoli lavorare questi qua. Hanno fatto un codice che era fermo dal 1992, ben 32 anni, ma perché le attacchiamo? Invece di collaborare con loro e segnalare e vedere di essere, perché una persona può succedere, ma anche la distrazione stanno incominciando a dire che è una cosa, perché tu quando guidi porti un'arma, poi perché devi andare a 150 all'ora quando si può andare a 30 all'ora, a 40, a 50? Si sa, è un missile che va su qualcuno e ammazza sempre. È come quando uno lancia un missile in mezzo a una città. Questo è il problema. Poi noi sentiremo anche Ceramella, anche Susanna Maggioni invece che critica questo codice della strada, perché è giusto sentire i favorevoli e i contrari. Sì, ma per con le sue motivazioni sa Biagio quanto io ci tenga a sentire le varie opinioni, perché a casa devono riflettere, capire e poi cercare di fare 1+1. Quello che veramente però notiamo è che quella sicurezza che potremo avere anche con questa grande tecnologia che si è sviluppata negli ultimi anni, questa non viene applicata, e qua la politica dovrebbe fare una riflessione, no Ciaramella, perché è inutile che parliamo, noi dobbiamo essere sicuri quando ci mettiamo alla guida di una bicicletta, di un ciclomotore, di una Vespa, di un motorino, di una motocicletta, di una macchina, e il pedone deve stare attento. Aspetti, perché abbiamo Rinaldo da Venezia, se non mi cade la linea. Vai Rinaldo. Sì. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Innanzitutto volevo ringraziare tutti questi medici che si danno a fare, questi volontari che fanno queste associazioni che aiutano gli ammalati, tanto dei cappelli, e grazie per quello che fa. Nel mio caso, con la prostata, sono stato 8 mesi col catetere prima di operarmi e sono sempre andato a pagamento rigide.
va bene, 8 mesi, su un giorno sono da Abano, mi operare, alla mattina sono da dentro, mi operare il pomeriggio, alla mattina, al giorno Dio sono in casa, tutto in regola, tanto dei capelli, mi ha fatto tutto. Allora, perché sono stato 8 mesi a aspettare? Io di sa cosa che vuol dire avere un catetere 8 mesi per niente. Non pretendo di essere il primo, ma neanche aspettare 8 mesi. È un'assurdità, è sbagliatissimo. Dopo questo riguarda le carceri, con tutte le caserme buone che abbiamo a decine e decine di caserme enormi, vuote. Se le mette a posto, per esempio, li puoi fare solo al dormitorio e sotto come un uomo di lavoro che insegna ai carcerati che vuole lavorare di lavorare. Mi sono stato dentro, andavo a portare la roba a Giudelca, in casa di lavoro. Io lavoravo a tutti, gli faceva balconi, Veloce Rinaldo, veloce! Non c'era volontà politica, Mirella. Grazie Rinaldo, sei stato chiaro, devo correre questa mattina perché tanti ospiti. Allora, dottor Massimo, quello che vogliamo capire è se lei è d'accordo su questo carcere che è stato fatto in Albania, ecco, questa nave enorme che va su e giù con 5-6 persone, perché non si riesce ancora a capire qual è la legge, speriamo che qualcuno ce la spieghi bene, perché se sei in Europa devi rispettare anche certe cose, perché sennò è inutile essere in Europa, le direttive europee, ma soprattutto quello che è il carcere che noi vediamo, sovraffollato. Come si può mettere un ragazzo, io penso di 18, 20, 30 anni, ore e ore, giorni, su strutture che non fanno accoglienza? C'è un'altra storia, uno può diventare, abbiamo sentito anche l'altro giorno un altro suicidio, qualcuno ha anche telefonato dicendo ma una volta era molto peggio, pensate alle carceri di una volta, sì ma siamo nel 2024, penso che dobbiamo ragionare anche in maniera diversa, o sbaglio? Sì. Perché non si investe invece su quella che è la persona? Si investe sempre sulla struttura, poi mancano le persone o non ci sono le persone. Prego. Io onestamente non sarei molto d'accordo che si investe sulla struttura, anzi secondo me il problema è proprio di una carenza di strutture adeguate per poter tenere in detenzione il soggetto, ma comunque anche riabilitarlo, rieducarlo e fargli fare qualcosa di utile in carcere. Noi abbiamo strutture, ad esempio il carcere di Treviso era della fine degli anni 40, non ha senso, molte cose non esistevano nemmeno figure professionali a quell'epoca, quindi non c'erano nemmeno gli uffici per le figure professionali che poi sono state inserite in attività dopo. E andrebbero andrebbero costruiti istituti dove c'è una previsione di una stanza per la riunione, un'altra stanza come laboratorio, cioè di spazi, soltanto che questo ha un costo. Costruire nuove carceri ha un costo. Ma il carcere in Albania lei come lo vede allora? Perché questo è stato costruito? Forse prima di costruirlo avrei valutato se effettivamente poi poteva servire allo scopo per il quale era stato costruito e forse avrei impegnato certi fondi per fare altre cose, insomma. Abbiamo Sandro da Verona, vai Sandro. Ok, io vi dico 3 robe. Allora io faccio tante volte la strada l'autostrada da Verona a Brescia. Ai 100 all'ora col frugone i camion ti sorpassano, bilici, stranieri ti sorpassano. Ho fatto tante denunce, però tu vai su autostrada, è una roba da avere paura. 1. 2, le carceri. Se uno viene a rubare, che l'altro giorno è venuto in casa di mio nipote a rubare, lo prendono, lo portano dentro, prima va fuori il ladro e poi i carabinieri stanno là a fare Ci devono essere le pene severe, uno va in carcere, lo deve scontare, non televisione, queste cose, devono dare le pene più dure. Il sole lo devono vedere una volta alla settimana, allora ci pensano sopra prima, non prenderli e mollarli.
Grazie Sandro, molto chiaro anche la tua riflessione, devo correre perché devo andare anche in pubblicità. Allora, dottor Gava, un'altra domanda che volevo farle era quello che si pensava una volta quando la persona era malata, a letto, chiusa in casa e basta. Invece queste donne, grazie anche alla sua associazione, sono rimboccate le maniche e hanno iniziato invece a raccontare, ma soprattutto anche a fare sport che è fondamentale. Io ho avuto il professor Gerosa, il professor Garattini, ospiti, tanti luminari, che è la salvezza del corpo. Non è più vista la malattia come una volta, ma la malattia si può combattere anche con il movimento del corpo, anche con lo sport. Cosa dice, dottor Gava? In effetti sono stati fatti molti passi in avanti anche in questo ambito. Noi sappiamo che l'attività fisica è fondamentale sia per ridurre l'incidenza delle neoplasie, ma anche l'incidenza delle ricadute in una persona che è stata curata per una neoplasia. E quindi noi diamo tutta una serie di indicazioni e anche di opportunità dai gruppi di cammino. Noi abbiamo anche una palestra con una personal trainer che quindi fa anche una ginnastica adattata a quelle che sono le caratteristiche della persona, la sua età, perché ogni fascia d'età ha degli esercizi che può o non può fare, o a quelle che sono le alterazioni che magari i trattamenti, la chirurgia hanno determinato, e quindi cerchiamo di riabilitare in questo senso svolgendo attività fisica. Poi abbiamo aperto anche un'attività che è il Dragon Boat, cioè abbiamo un'imbarcazione in cui possono salire 20 donne che sono state operate e vogare insieme. Questo è un esercizio fisico molto utile per riabilitare la spalla in chi è stato operato, ma anche per stare insieme e quindi fare un'attività di riabilitazione sociale, perché sono donne che hanno vissuto la stessa esperienza e quindi sono tutte sulla stessa barca, anche metaforicamente, e quindi possono parlare per esperienza diretta di quelle che sono le loro problematiche, perché le hanno vissute insieme e possono dare rinforzo a quelli che sono i segnali positivi che aiutano le donne a superare anche da un punto di vista psicologico questo impatto con la malattia. E poi parlavo anche l'altro giorno con un cardiologo, diceva: pensa a quanti progressi da quando abbiamo cominciato a studiare. Una volta una persona aveva un infarto e spesso andava in pensione, qualsiasi età avesse, gli si diceva vita di riposo. Adesso in 2 giorni mettono uno stent o fanno un bypass, allora c'è una degenza più lunga, li riabilitano mandandoli nella nostra provincia a Motta di Livenza, e comunque attività fisica. Che è un fiore all'occhiello anche quella. Un fiore all'occhiello, e l'indicazione è camminare almeno mezz'ora ogni giorno, quindi vedete com'è cambiata dal punto di vista delle conoscenze e dal punto di vista anche delle indicazioni, la terapia anche per molte altre malattie oltre a quella neoplastica. Allora Venezia, Verona, adesso andiamo a Rovigo dove c'è Rino. Ciao Rino. Ciao Mirella, come stai? Bene, tutto grazie. a posto? Sì. E allora, io ho sentito quella sicurezza della strada. Ok, tu hai pienamente ragione, perché adesso io purtroppo non ho più scooter, mi sono preso una macchinetta, mi rendo conto la gente col monopattino. Col monopattino non hanno il patentino, non hanno la targa, non hanno l'assicurazione, corrono come gli scatenati, perché io li vedo in pista ciclabile quando vado in bici e li trovo per la strada, e lì non è giusto. E il discorso del lavoro, ecco, come hai detto tu dell'idraulico che cerca personale e nessuno vuole andarci. Anch'io lavoro su una ditta dopo tanti anni che ho ripreso a fare il mio lavoro, fare una ditta di traslochi di Rovigo, ditta Rolls di Rovigo. E lì prima di tutto ti chiedono quanti soldi gli dai e non sai cosa sono capaci di fare. Quando vedono il lavoro vengono lì un giorno, no, è troppa fatica. Allora lì il discorso sono anche i genitori che non abituano i suoi figli a fare questo lavoro. Io sono vecchio, io ho 55 anni, mia mamma mi ha sempre detto: vuoi la bicicletta, vai a fare quel lavoro là e ti prendi i soldi
poi quella roba là, fai quel lavoro, te lo prendi, altrimenti stai senza come prima. Grazie Rino, ho sentito anche la tua riflessione, ti ringrazio, sentirti dire che sei vecchio, anche i miei ospiti qua abbiamo guardato per aria, perché se sei vecchio a 55 anni, pensa cosa può dire il professor Garattini a 95 che sta pensando invece ai prossimi convegni. Pubblicità. Col dottor Francesco Massimo, già direttore del carcere Treviso, c'è anche il dottor Biagio Ciaramella, presidente familiari vittime della strada e malasanità, ma anche il dottor Alessandro Gava, presidente l'ILT Treviso. Allora, dottor Massimo, questo che però non si riesce a capire a casa, dove vuole parare la politica tutta? Non è che dobbiamo dividere i buoni e i cattivi, la politica in generale, perché sono anni che noi chiediamo le stesse cose, specialmente la certezza della pena che non arriva. Noi siamo stanchi di parole, noi vogliamo vedere che la politica agisca per il bene della comunità, ma mi sembra che siamo lontani mille miglia da questo. Prego. Ci sono due aspetti secondo me fondamentali da tenere presente. Spesso il politico o la classe politica del momento vuole accontentare tutti, non si può accontentare tutti. È chiaro che se si fa una legge si avrà una parte del popolo che non sarà d'accordo e invece quando cerchi di accontentare tutti non accontenti nessuno. Peraltro un altro mio pensiero è che se viene fatta una legge per quanto concerne la sicurezza stradale o le carceri o la sanità, secondo me sarebbe opportuno che determinate leggi venissero fatte da persone competenti, da persone che sono inserite in quel settore, che hanno lavorato per anni in quel settore, altrimenti si corre il rischio di fare dei flop, insomma. Abbiamo Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, sono i tuoi ospiti. Niente, io sono una di tante quelle donne che hanno il tumore alla mammella, sono stata operata in agosto e adesso sto facendo le terapie. Comunque devo ringraziare infinitamente dal momento che sono entrata per fare la diagnosi, sono persone meravigliose. Dottor Gava, complimenti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Sentite l'emozione, ecco, e soprattutto il coraggio di chiamare, di esporsi. Nadia dall'inizio ha chiamato dicendo è successo questo, nonostante avesse fatto la mammografia, ogni anno la faccio e purtroppo però è successo. Però ha iniziato a ringraziare subito l'accoglienza, questo abbraccio che voi riuscite a dare, a far sentire queste donne non sole, ma accompagnate. Ecco, accompagnare questa donna che è terrorizzata. Perché diciamo la verità, quando ti dicono quello che hai, specialmente se è un tumore, capisci bene che ti crolla il mondo addosso. Eppure Nadia ha detto dal primo momento sono stata accompagnata e ha sempre ringraziato. Prego, dottor Gava. Sì, diciamo che il modello che è stato scelto nel Veneto, quello della Breast Unit, cioè di mettere tanti specialisti proprio di questo settore attorno alla donna, che è al centro della loro attenzione, è senz'altro il modello vincente. Qua a Treviso poi si è selezionato del personale che sa dare anche questa accoglienza di cui la donna che ci ha chiamato, la signora che ci ha chiamato dava testimonianza. È un'equipe davvero importante perché sia io l'ho potuto constatare in tanti anni e anche attualmente e anche recentemente personalmente, che sia del personale infermieristico che del personale medico, sia della radiologia che fa la diagnosi, sia poi della chirurgia diretta adesso dal dottor Rizzetto che si occuperà delle cure chirurgiche, sia dell'equipe di radioterapia dove io ho prestato servizio, di oncologia. Noi poi cerchiamo di integrare in quelle che sono i supporti di tipo psicologico, di tipo riabilitativo, con gli esempi che facevo prima, offrendo anche il Dragonbot, ma offrendo anche una psicologa nei momenti di difficoltà, anche
l'attività di consulenza psicologica di gruppo, perché i gruppi di autoaiuto sono molto importanti, come lo è la barca che mette insieme le donne a fare attività. Anche il gruppo di autoaiuto può servire a tirare fuori quelle che sono le paure. Magari la donna non ne discute in famiglia per non aggravare la tensione o perché ha figli su cui non vuole riverberare le sue paure, invece il gruppo di autoaiuto sono tutte donne con la stessa esperienza e quindi possono tirar fuori i loro timori o quelle che sono le ansie che una malattia del genere determina. Sentivamo anche nella voce emozionata di Nadia questa sensazione. Quindi la capacità di integrare un servizio sanitario che funziona. Adesso c'è anche una chirurgia plastica che permette anche un risultato ottimale poi dal punto di vista della ricostruzione nei casi in cui sia necessaria. Questa donna quando si guarda allo specchio non si vede più come terrorizzata di vedere la sua immagine devastata, certo, ma un'immagine che ti fa... In alcuni casi è comunque necessaria la mastectomia, però sappiamo dare una ricostruzione. In Lilt per esempio facciamo il tatuaggio del capitolo in quelle che hanno per necessità chirurgiche anche la necessità di sacrificare l'areola del capezzolo. Per non fare un altro intervento facciamo un tatuaggio da parte di personale esperto che dà una ricostruzione davvero in cui la donna quando si guarda la mattina allo specchio può guardarsi con una serenità. Sono tutti aspetti che le donne ci hanno indicato, ci hanno suggerito, a cui abbiamo cercato di dare risposte sia dal punto di vista della prestazione tecnica del servizio sanitario sia dal punto di vista della accoglienza e del supporto umano e psicologico che diamo come associazione. Allora, perché ho parlato di sport all'inizio, quando ho fatto questo intervento su questa che è una disciplina? Perché andiamo a Venezia a vedere proprio il Dragon Boat con queste donne, andiamo a vedere. Uniti nello sport per la prevenzione, questo è il messaggio importante che è salpato dalla Darsena di Campalto con l'equipaggio del Dragon Boat della Lilt provinciale di Venezia, equipaggio veneziano per dare testimonianza diretta di come sport e prevenzione possono sconfiggere il tumore al seno. Tante donne coraggiose che con il sorriso hanno già combattuto e vinto una situazione non facile da affrontare, delle vere leonesse. E a bordo dell'equipaggio sono arrivate anche alcune dogaresse da Parigi per prendere conoscenza su quelle che sono a Venezia delle tecniche di allenamento personalizzate per chi è tornato a praticare sport e in questo caso lavora dopo la malattia. Anche le pagaie possono essere personalizzate. Parliamo di prevenzione a 360 gradi con tutte le attività poi correlate della Lilt, quindi dall'inaugurazione del motoscafo alla difesa della donna, perché ci ricordiamo sempre che siamo donne che lottiamo tutti i giorni, però lottiamo con il sorriso. La giornata è stata promossa dalla Lilt provinciale di Venezia nell'ambito della campagna Ottobre Rosa e ha visto l'inaugurazione anche di un motoscafo che accompagnerà gratuitamente i pazienti nei luoghi di cura, come ha sottolineato anche Carlo Pianon, presidente della Lilt provinciale di Venezia. Il benessere psicofisico è al centro del nostro progetto, quindi sì, venire, parlare, ci sono persone meravigliose a disposizione e un momento tutto nostro per riprenderci la nostra vita. È una delle tante giornate che dedichiamo all'Ottobre Rosa per promuovere la prevenzione del tumore al seno. Però non facciamo solo promozione di prevenzione, facciamo anche assistenza alle donne che hanno trovato questa malattia nel loro percorso di vita. E una delle attività principali è proprio quella della boga con Dragon Boat. Allora, dottor Gava, abbiamo visto questo meraviglioso servizio. Pensate quanta forza anche a donne a casa che magari non sapevano, non conoscevano. Sentire invece che tutti assieme, a mio avviso, ce la possiamo fare. Ecco, la squadra vincente. Cosa dice, dottor Gava? La squadra è sempre fondamentale. Difatti, anch'io quando sono diventato presidente della Lilt ero molto giovane, perché avevo 36 anni, ero il più giovane dei presidenti di Lilt a livello nazionale, e quindi la mia prima preoccupazione è come devo agire, e ho pensato di costruire una squadra intorno a me, quindi di delegare tante funzioni, anche perché
ero 8-10 ore ogni giorno in ospedale, quindi di dare delle deleghe a tante persone. Abbiamo costruito una squadra, poi l'abbiamo allargata strada facendo. Pensate anche al progetto Giocare in Corsia, che era nato per dare aiuto ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale, adesso conta 140 volontari, però abbiamo nominato un responsabile che si occupasse di questo e quindi ha permesso di crescere. Aprire altre 6 delegazioni in provincia di Treviso ci ha permesso di fare una squadra in ognuno di questi capoluoghi delle città più importanti che ci sono nella nostra provincia, e quindi trovare delle persone di fiducia che hanno ampliato questo messaggio. La squadra è fondamentale, perché da soli magari si è più veloci nel realizzare alcune cose, ma non si va poi molto lontano, ci si ferma presto, quindi è fondamentale sempre, e lo vediamo anche nell'attività di supporto, i gruppi di autoaiuto, il Dragone, in cui sono 20 donne insieme, per dirvi adesso ne abbiamo acquistato un secondo perché abbiamo 50 donne che fanno questa tipologia di attività, e quindi vediamo che il supporto, l'essere insieme è sempre un'arma vincente, sia nella battaglia contro il tumore ma anche in tanti momenti di difficoltà della nostra vita. Visto che abbiamo anche la fortuna di avere questo meraviglioso fiume Sile, anche i calottieri Sile, pensate anche Donadon, che ho avuto ospite proprio poco tempo fa, anche l'importanza di riuscire a fare squadra, perché c'è nel territorio qualcosa che mi aiuta. Ma è così difficile mettersi assieme, dottor Gava, lo sa la mia battaglia, che dico di unire le associazioni, tutti per uno, uno per tutti nel momento del bisogno. Mi sembra che invece viviamo di campanili, cosa dice? Ma quando ci sono degli obiettivi comuni è facile trovare poi il modo di stare assieme. È evidente che noi, per dirvi, siamo persone, se abbiamo 850 volontari con idee anche magari sul mondo, sulla vita, sulla politica, che possono essere diverse, però quando individuiamo degli obiettivi di solidarietà, degli obiettivi che ci accomunino tutti al di fuori di quelle che possono essere altre opinioni in altri campi, riusciamo a trovare un modus operandi, un modus vivendi che ci consente di progettare e di fare insieme. Poi delle volte queste attività ci assorbono talmente tanto che facciamo fatica magari a cogliere altre opportunità che la vita ci offre, però lo stare insieme è fondamentale se abbiamo degli obiettivi comuni. Per questo anche si discuteva prima durante la pubblicità della difficoltà di esprimere politicamente delle persone di rilievo, perché spesso la politica si sta personificando. Una volta la politica aveva il suo marchio di partito, adesso sui manifesti vediamo sempre il capitano, cioè colui che guida, e quindi si è personalizzata talmente tanto che la coralità poi di quelli che possono essere i suggerimenti anche nella vita politica, come suggeriva prima, quando si fa una legge, trovare e mettere insieme le competenze che ci sono anche nella nostra società risulta forse più difficile. È vero, anche perché noi domenica, proprio dopodomani, anzi domani, faremo questo pranzo delle associazioni. Sono più di 40 associazioni che hanno aderito, perché io penso che dobbiamo crescere, dobbiamo stare assieme. Nel momento che c'è una necessità noi dobbiamo aiutare quella necessità, e secondo me un po' alla volta ci riusciremo. Questo pranzo ha iniziato a far capire l'importanza di unirsi, non è un pranzo per divertirsi ma per unire, e siamo più di 40 associazioni, perciò penso che è un buon inizio, diciamo, per iniziare a capire che dobbiamo tutti quanti fare squadra, perché si parla di volontariato e di prevenzione da tutte le parti. Allora andiamo a sentire invece, e anche con Biagio Ciaramella, cosa ha detto il presidente Andrea Dan, questo uomo che quando ha perso questa adorata figlia Manuela si è rimboccato le maniche e ha cercato di fare prevenzione per la comunità. Io dico spesso che ha fatto molte ciambelle, tante anche senza buco, però ha fatto le ciambelle. E allora è caduto, si è rialzato, però è uno che ha sempre cercato di dare e di fare qualcosa. Andiamo a sentire cosa ha detto, proprio per far sì che diventi obbligatorio l'airbag ai motociclisti, e stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia grazie anche al presidente Ciaramella, alla presidente Cassaniti in Sicilia. Cerchiamo veramente di fare squadra. Andiamo a sentire. Andrea Dan, presidente Associazione Manuela Sicurezza Stradale.
affiancata da varie associazioni, tra cui l'associazione Jessica e Sara, associazioni familiari vittime della strada, varie associazioni, vari club dei vespisti e con vari gazebo. Oggi si inizierà la raccolta firme per dare obbligo all'airbag per i motociclisti. È una battaglia che sto portando avanti da anni. Ringrazio tutta questa organizzazione, tutte le associazioni, abbracciamoci anche tutte le associazioni. Poi queste firme verranno consegnate a mano direttamente alla Presidente europea, la professoressa dottoressa Ursula von der Leyen. Presidente Ciaramella, allora questa raccolta firme adesso la faremo anche online proprio per la comunità, non riguarda solo un territorio, riguarda l'Italia e non solo, e noi andremo in Europa, visto che il governo italiano ascolta non tanto, poco. Mi diceva la Presidente Cassaniti che loro hanno presentato un cartello proprio per la sicurezza veramente con questi strumenti che sono il casco, i giubbini, gli airbag. Eppure non sono ascoltati, è passato pochissimo, i guardrail, qualcosa è passato, ma non tutto. Prego, Presidente Ciaramella. Allora, noi siamo del parere che bisogna parlare e sempre parlare. Che ben venga questa raccolta firma che noi stiamo facendo con i nostri gazebo, però giustamente deve anche essere aiutato online, perché è la cosa più importante, perché noi possiamo stare oggi a raccogliere le firme, però non possiamo stare tutti i giorni perché siamo dei volontari e abbiamo tante cose che bolle in pentola. Ma la cosa importante è che con un solo click noi possiamo accedere a tante migliaia di persone che possono esprimere il loro parere favorevole o sfavorevole. Ma penso che in effetti ci dobbiamo rendere conto che ormai è tutto online. Il computer è quello che adesso va più di tutto e noi diciamo solo una sola cosa, che ben vengano queste firme, ben vengano tutto, però ci dobbiamo anche noi sedere a quei tavoli tecnici famosi, le associazioni in genere, famosi perché giustamente loro fanno le leggi, ma noi sappiamo i problemi, perché interloquire con noi è molto importante, perciò io dico, allora a questo punto qua invitiamo tutte le istituzioni prima di svolgere questa campagna, prima di fare qualsiasi cosa per la sicurezza stradale, noi vorremmo stare non in un comizio oppure sapere le cose dopo, ma proprio nei tavoli tecnici dove seduti possiamo dare il nostro parere prima che inizia, non dopo che avete già fatto. Perciò io dico, la legge va bene, però bisogna adesso capire quello che va bene e quello che non serve, perché giustamente hanno fatto un pacchetto di tante cose, ma giustamente noi potevamo aggiungere e vogliamo collaborare con le istituzioni, il governo, vogliamo collaborare per non far morire le persone. Anche queste critiche che sono nate a volte sono perché non c'è stata una grande spiegazione. Sì, è vero, ci stanno i verbali, ci stanno le multe, ci sta tutto quello che potrebbe esserci, però se tu sei una persona onesta e in effetti non vai a trasgredire le leggi, qual è il problema che ti ferma un carabiniere, un finanziere, un poliziotto, un vigile urbano? Sta facendo il suo lavoro. L'importante è da quest'altra parte che tu stai in effetti per le regole. L'Italia è fatta così. Se tu rispetti le regole, poi l'hanno detto due telespettatori che hanno fatto la telefonata con mini interviste, in effetti hanno detto che sull'autostrada si corre come pazzi e in effetti nessuno vede questi tir che minacciano la vita umana, niente. Allora si dice sempre dopo quando succedono i casi e in effetti per strada i motorini sono frecciati. Purtroppo l'indisciplinanza delle persone è quello che sta causando le morti, che ben vengono, attenzione, però poi dopo questi soldi dei verbali, questi soldi spesi dai cittadini devono essere investiti in sicurezza stradale, non fare cassa dei comuni, perché lì è che noi andremo a mettere il dito nella piaga, a cercare di capire come si spendono i fondi della sicurezza stradale della 208, perché i verbali sono soldi che entrano ai comuni, alle regioni e alle province, ma poi dopo questi qua vengono reinvestiti, perciò
ci dovrebbe essere qualcuno che controlla, noi segnaleremo, però ci dovrebbe essere la magistratura, il prefetto e tutti quelli che stanno intorno a questo e il governo centrale per capire se questi soldi vengono spesi oppure avremo sempre delle buche, sempre delle strade disagiate, sempre delle cose che poi sono pericolosi per i cittadini. Per diminuire i morti vuol dire che ci vuole più sicurezza, ma anche più volontà da parte dei cittadini di rispettare il codice della strada. Grazie a Biagio Ciaramella, collegato da Caserta con noi, presidente familiari vittime della strada e mala sanità. Ci sentiremo in settimana, Biagio, continueremo con queste firme online e cercheremo di far capire l'importanza, ecco, di fare prevenzione per la comunità. Non la facciamo di sicuro per noi, ma per tutta la comunità. Capofila ai Veneti schiacciati dalla crisi, perché al momento è l'associazione che ha tutte le carte in regola per raccogliere queste firme e portarle in Europa, ma ci allargheremo molto di più grazie anche a questi presidenti che fanno parte del territorio italiano che ci danno una mano. Grazie veramente Biagio e buona giornata, ci sentiamo presto. Grazie Presidente. Dottor Massimo, chiudiamo, visto che parliamo di sicurezza, ecco, perché poi queste persone se vanno a finire nei carceri ci stanno anche molto poco. Io raccontavo prima al dottor Massimo di questa mamma disperata, la mamma di Jessica e nipote Sara, che ha perso queste due meravigliose figure. 7 anni è la pena che è stata data a questo uomo ubriaco, scappato dall'autostrada, e lei non si dà pace, dice: ma qual è questa pena? 3 anni e mezzo a ogni vittima. Ma alla fine poi i giudici applicano le leggi, perché le leggi vengono fatte in Parlamento, però anche adesso c'è questa giudici di destra, giudici di sinistra, hanno una coscienza, ma loro applicano le leggi alla fine, cioè non è che possiamo, ma sono interpretazioni. Ecco, cosa vuole dire lei, dottor Massimo? La legge prevede un minimo e un massimo per ogni reato. Io posso dire il mio pensiero. Per me una persona che si mette alla guida ubriaco, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e commette un episodio del genere, una disgrazia del genere, 7 anni sono pochi, ne dovrebbe fare almeno 27. Fermo, perché abbiamo Sandra da Padova, dottor Massimo, non siamo mica della linea, è già in attesa. Ciao Sandra. Ciao Mirella. Scusami, ma sai, hai visto tanti ospiti. Ma io ascolto perché è tutto positivo. Grazie. Volevo fare i complimenti sempre ai tuoi illustri ospiti che ti danno una sferzata di speranza per un domani. Volevo accennare una cosa. Io parlando delle carceri, io quando ero ragazzina, ho detto che sono nata in centro vicino al Duomo, e si andava a prendere il vino al bar della casa di pena di Piazza Castello vicino alla Specola, e mi ricordo che al bar c'era Fenaroli, io l'ho saputo poi da mio papà, dal vicinato, che aveva ucciso la moglie per gelosia, aveva l'ergastolo, perché lì le case di pena di Padova dell'epoca facevano le pene ergastolane, cioè quelle molto lunghe. Poi facevano le biciclette perché lavoravano anche dentro, e allora questo Fenaroli, che era una persona normale, io non sapevo, l'ho saputo dopo, che aveva ucciso la moglie. E c'era tutta una serie di portoni prima di passare, perché mio papà conosceva un maresciallo lì dentro, insomma una guardia, e allora tutti potevano andare a prendersi il vino con la bottiglia. E ho sto ricordo che non è negativo, Mirella, perché la casa di pena di Piazza Castello, che magari il tuo ospite lo sa, che esisteva, adesso non esiste più, e facevano le biciclette, cioè io mi ricordo. Sandra, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, ma hai detto anche tu hai fatto la tua riflessione sulle carceri, ti ringrazio tantissimo, ma come vedete devo essere veloce e breve perché ho forato anche stamattina, ma non importa. Allora intanto facciamo concludere, grazie Sandra, il dottor Massimo, e poi come ci saluta? No, io volevo solo dire che anche a Treviso, quando sono arrivato io nel lontano 1988, si facevano le biciclette con l'arizzato. Poi l'Arizzato ha deciso di chiudere perché evidentemente non aveva più un interesse di carattere economico.
Posso solo dire che, e volevo concludere un attimo il discorso di prima, 27 anni a chi guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, chi invece sventuratamente, perché può succedere, per fortuna, per una distrazione, commette un omicidio tra virgolette stradale, forse 7 anni sono giusti, insomma. Di due vittime. Vabbè, io parlo di persone non sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questo era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, là 27 è scappato dal posto dove è venuto questo terribile incidente, capisce bene che lì questa la pena mamma deve essere molto più dura. Allora grazie dottor Massimo di essere stato con noi, sentiamo come ci saluta il dottor Gava, che messaggio vuole dare per fare prevenzione, dottor Gava, perché è importante questa parola. Sì, penso che stamattina abbiamo parlato di prevenzione su più livelli e naturalmente quello sanitario è quello che io conosco meglio, di questo posso parlare. Abbiamo lanciato dei messaggi utili e quindi le donne la fanno già, visto che siamo in novembre direi che anche l'uomo dovrebbe pensare a quella che è la prevenzione delle malattie e delle neoplasie che colpiscono l'uomo, e quindi abbiamo dato dei messaggi anche in questo ambito. Glielo diciamo anche al dottor Massimo, lo dico io. Glielo dico io, non l'aveva detto, lo dico io pubblicamente, così chissà che faccia qualche visita in più anche il dottor Massimo, perché questa è prevenzione. Ma perché, dottor Gava, l'uomo fa così fatica a capire l'importanza della prevenzione? Noi donne invece lavoriamo molto su questo, ma fai fatica anche a parlare con i tuoi cari, con i familiari, non sempre ascolta sempre la parte maschile, parlo. Perché l'assistenza, l'accudimento fanno parte probabilmente del genere femminile. Io mi ricordo la prima esperienza lavorativa neolaureato, sono andato a sostituire un medico di famiglia a Nervesa e venivano spesso le mogli a parlare di quelle che erano le patologie del marito, e quindi si sono sempre curate della strategia, della regia della sanità familiare, e quindi l'uomo è sempre stato probabilmente succube di questo ruolo che la donna ha assunto. Adesso per fortuna alcuni messaggi sono importanti, la visita urologica quando una persona compie 50 anni, rispondere a quelle che sono le offerte del servizio sanitario anche per i tumori del colon, e quindi si cominciano ad avere delle conoscenze che anche l'uomo comincia a capire. Allora possiamo dire sveglia uomini questa mattina. Ecco, sveglia uomini. Grazie ai miei graditissimi ospiti, pubblicità. Guardiamo questa strada, guardiamo questa ciclabile, è una ciclabile pericolosissima. Io ho visto con i miei occhi persone con anni di esperienza di biciclette da strada cadere nel fosso. Abbiamo un cordolo strettissimo, abbiamo il fosso, abbiamo una strada che è troppo larga, troppo dritta e che, come ha detto lei giustamente, invita alla velocità. Uno spazio di frenata di 15 metri, la velocità e l'esito dell'alcol test, e una strada, Viale Vittorio Veneto, pericolosa. Accanto alla carreggiata corre la strada pedonale. Marco Cararetto, come buona parte dei ciclisti, stava transitando lungo la strada che costeggia il fossato, una strada su cui FIAB torna a puntare il dito ipotizzando l'urgenza di abbassare il limite di velocità. In ambito urbano non è possibile non estendere un limite di 30 all'ora, perché a 50 km/h, come purtroppo ne abbiamo l'ennesima dimostrazione, le possibilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10. È come cadere dal terzo piano di un palazzo. 30 km all'ora e più controlli, e più in generale un cambio di mentalità per chi della viabilità può decidere. Di sicuro va considerata una città in modo olistico, quindi lavorando sia sul fronte delle possibili alternative e sia sul fronte della mobilità. Una persona ha il diritto di spostarsi come vuole, in sicurezza, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Parliamoci chiaro, se una persona alla guida di un'automobile va a 50 all'ora, 60 all'ora, 70 all'ora e magari sta anche guardando il cellulare, non c'è giubbino catarifrangente che tenga.
Ed è con noi Susanna Maggioni, Associazione FIAB, Federazione Italiana Amatori Cicli. Grazie Susanna di essere qui con noi. Saluto anche Franco Paolo Favaro, Presidente del Comitato Cave Marocco, referente di Mogliano Veneto del Forum Salviamo il Paesaggio. Faremo prevenzione, questa mattina l'abbiamo dedicata e la dedicheremo alla prevenzione in tanti settori, anche nell'ambiente, perché anche la bicicletta è ambiente, non c'è niente da fare, assolutamente sì. Allora Maggioni, com'è la situazione anche con questo codice che molti sono soddisfatti, altri no, altri lo criticano? Prego. Certo, allora intanto scusami Mirella, ma ti devo correggere perché la spiegazione corretta del nostro acronimo è Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Ecco, allora alla segretaria tireremo le orecchie, ambiente e bicicletta, va bene. E quindi mi fa molto piacere anche avere collegato questa persona dell'Associazione Cave di Marocco, perché è una componente molto molto importante della nostra, diciamo così, scusatemi l'anglicismo, mission come associazione, che è quella di tutelare l'ambiente. Noi in quanto persone che si spostano con lentezza nel territorio siamo un po' i guardiani del territorio, nel senso che noi apprezziamo, amiamo tutte quelle piccole realtà ancora conservate, quei piccoli angoli di campagna, di siepi, di fossati, di boschetti che ancora si conservano e di cui sicuramente il piccolo appunto luogo che si è conservato nelle nostre campagne come a Marocco, insomma è un grande esempio, ecco, per cui mi fa veramente piacere questo. Per quanto riguarda purtroppo il codice della strada, ho ascoltato con attenzione l'intervento del Presidente Ciaramella, no? Chiaramente ognuno ha la sua idea, però diciamo che come utenti vulnerabili della strada non è a nostro favore questa riforma, assolutamente, perché consideriamo che solo il 5% delle infrazioni che vengono contestate dalla polizia stradale per quanto riguarda gli incidenti riguardano guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe. Quindi in realtà la stragrande maggioranza degli impatti, degli scontri, perché non chiamiamoli incidenti, la maggior parte degli impatti degli scontri sono causati dalla velocità e dalla distrazione. E dobbiamo appunto rimarcare che questa riforma non fa assolutamente niente per contrastare questo aspetto. Non solo, ma rende molto difficile il controllo, perché se si parla di distrazione alla guida, di utilizzo del cellulare, come fai a capire, a vedere che un automobilista sta usando il cellulare? Io sono venuta qua in bicicletta stamattina da Treviso perché devo un po' approfittare, perché altrimenti parlo sempre di bicicletta ma non riesco mai a pedalare, e ti giuro che 2 su 3 automobilisti che ho incrociati non stavano guardando la strada, stavano guardando il cellulare, erano così. Quindi questa è veramente una piaga, ma come fai a prenderli, a beccarli, se non hai degli strumenti automatici di controllo? C'è una guerra, una vera e propria guerra anche da parte del Ministero che ha emanato delle norme proprio ad hoc contro gli autovelox, ma come facciamo a contrastare, a beccare, scusatemi il termine, a beccare quegli automobilisti che vanno troppo forte, quegli automobilisti che usano il cellulare alla guida, no? Se non abbiamo dei mezzi che ci consentano, perché diciamoci la verità, le forze dell'ordine anche loro sono allo stremo, sono pochi. Non ce la fanno avere un presidio capillare su tutto il territorio come è necessario, fanno un po' di controllo qua, un po' di controllo là, però... Anche loro abbiamo visto a Roma cosa è successo con questi 2 volanti della polizia. Vabbè, non mi esprimo, perché voglio dire... questo frontale, oppure questa mamma che non si dà pace per suo figlio, che è ucciso da un poliziotto ubriaco, lei non si dà pace, capisce che gli esempi devono venire anche soprattutto da quelli che fanno questa prevenzione.
prevenzione per noi. Conosciamo anche, e lo salutiamo veramente, Paolo Favaro, ecco appunto questo comitato Cave Marocco, referente di Mogliano Veneto, Salviamo il paesaggio. Com'è la situazione, Favaro? Se si parla di piste ciclabili o cose del genere, non è che sia particolarmente competente. So che a Mogliano Veneto adesso è stata inaugurata una pista ciclabile a fianco del terraglio per cercare di fare, almeno da Mogliano fino a Mestre e a Venezia, un'unica finalmente possibilità di passaggio in bici, anche se mi si dice che in alcuni punti la questione sia ancora un po' critica. Ma al di là di questo, se si parla di prevenzione, se si vuole parlare di prevenzione ambientale invece, e non quella stradale, che è già stata ben illustrata la situazione, noi abbiamo solo uno spiraglio che mi pare sia quello che avevo già citato nel precedente incontro che avevamo avuto mesi fa. L'ancora di salvezza ci è arrivata dall'Unione Europea con un regolamento che si chiama Restoration Law, la legge del ripristino, e da quel punto di vista rispetto all'andazzo generale, purtroppo anche quello nazionale, abbastanza timido, se non addirittura contrario, a politiche in difesa dell'ambiente, questo regolamento ci dà la possibilità di, con delle date anche che devono essere rispettate, di ripristinare il 30% delle aree degradate di ogni singolo paese entro il 2030. Una parte di quello che è il sito delle cave senili di Marocco è un'area degradata e noi, dal punto di vista locale, faremo di tutto partendo dal basso, senza aspettare che lo Stato o la Regione, che finora non hanno aperto bocca su questo regolamento che va immediatamente applicato, ci muoveremo dal basso, spero con tutte le altre associazioni che vogliono difendere l'ambiente e il paesaggio, perché questa ancora di salvezza che ci è arrivata appunto dall'Europa venga rispettata. Allora, questa Europa sempre con le spalle al muro, molti sparano addosso, invece ci sono delle regole che fanno bene alla comunità. Perché c'è questa, secondo me, retrosia a non capire invece che tutti dobbiamo muoverci per un ambiente sano, per migliorare la qualità della vita? Perché sì, ci sono associazioni, ma ci sono ancora tante persone che non riescono a capire che anche loro devono mettere la famosa goccia per migliorare il bene della comunità, con un ambiente veramente, diciamo, veramente più vicino alla persona, ecco, perché siamo molto lontani con quello che stiamo vedendo. Si parla di terza, quarta corsia, di ponti che collegano la Calabria alla Sicilia e abbiamo un territorio veramente che è fragile, con le spalle al muro. Prego, Susanna. Diciamo che il nostro territorio sicuramente è martoriato. È un territorio eccessivamente antropizzato, cioè con un'eccessiva presenza umana, invasiva, aggressiva e distruttiva. Devo purtroppo esprimere la mia opinione su determinate opere, come per esempio la Pedemontana Veneta, come per esempio la paventata Via del Mare. La Via del Mare, per esempio, assolutamente trovo che sia uno spreco di denaro pubblico e credo che sarebbe molto più sensato tornare un pochino indietro nel tempo. Noi avevamo, per esempio, una tranvia che collegava Treviso a Mestre. Sarebbe molto più sensato e logico avere una ferrovia, una tranvia che collega Treviso a Jesolo. Risolverebbe molti più problemi di traffico, perché facendo la Via del Mare distruggi ancora quegli ultimi brandelli di campagna che abbiamo, di territorio, di ambiente che abbiamo, fai pagare un pedaggio e poi quando arrivi alla fine della Via del Mare sei nella stessa identica situazione, è un collo di bottiglia, ci saranno ingorghi, ci sarà traffico. La risposta è togliere macchine dalle strade, non costruire nuove strade. Purtroppo la scienza
e la statistica ci dicono chiaramente che più strade costruisci e più traffico avrai per la legge della domanda indotta. Sentiamo come commenta Favaro le parole di Susanna Maggioni. Prego Favaro. Beh, totalmente d'accordo. Il problema è quello che abbiamo già sollevato anche in precedenti incontri a cui lei gentilmente ci ha invitato. Qui la politica è un po' il riflesso della cittadinanza allargata. La cittadinanza allargata non ha ancora maturato, diciamo così, alcune questioni ritenendole come esigenze vitali. E quindi siamo tutti un po' vittime di questo tipo di situazione in cui ci si muove solo in un certo modo, ci si fa scrupolo magari rispetto a una cosa e si resta indifferenti rispetto a qualcun'altra. Voglio ricordare a tutti che l'ISPRA, che è un ente statale, quindi un ente terzo, ha dichiarato che per ogni ettaro, ha calcolato su basi scientifiche, che per ogni ettaro di suolo ancora libero, ancora sano, che andiamo a perdere perché lo eliminiamo o per opere strutturali, per costruirci sopra capannoni, case, qualsiasi altra cosa, la collettività perde i servizi ecosistemici che questo suolo fornisce a tutti gratuitamente. Il valore di questi servizi ecosistemici che la collettività perde collettivamente è stato valutato tra i 70 e i 90.000 euro all'ettaro. Noi veneti, come i lombardi, i liguri e i romagnoli, siamo i più grandi consumatori di suolo a livello nazionale. Il 3 dicembre a Roma verrà presentato l'annuale rapporto ISPRA sullo stato del nostro suolo e sul consumo del nostro suolo. Vedremo se noi siamo ancora secondi dietro alla Lombardia, se l'Emilia-Romagna ci ha superato, cosa è successo. Aspettiamo il 3 dicembre. Io colgo l'occasione per ricordare a tutti che il 5 dicembre è la giornata del suolo, cioè che vuol dire in difesa del suolo, che ancora dovremmo cercare di non consumare, di salvare. Il suolo è quello che assorbe l'acqua quando piove molto, che quindi ridà fiato all'acqua di cui avremo necessario in futuro. Il suolo è quello che immagazzina tantissimo carbonio, tantissima CO2 sul terreno, e più lo copriamo e più lo eliminiamo e più il carbonio resta nell'aria. Il suolo ci dà tanti altri servizi, ma evidentemente a noi preme di più fare la strada del mare. Favaro, non le sembra però che una parte della popolazione, io sento anche le telefonate che arrivano a Sveglia Veneti, sia contro gli ambientalisti, li vedono come persone che fanno del male al territorio perché dicono sempre di no, sempre di no, sempre di no. Io cerco invece di far capire che sono delle persone molto preparate, quasi sempre, perché bisogna dirlo, che cercano di fare del bene alla comunità. Anzi, io ho invitato molti sindaci, come ci sono le quote rosa, a creare le quote verdi all'interno delle giunte, che forse farebbero meno sbagli e anche noi subiremo meno problemi. Cosa ne pensa Favaro? Come mai? Ecco, questi ambientalisti, basta vedere anche i numeri in politica che prendono queste persone che cercano invece di migliorare la qualità della vita, perché il messaggio è passato che è devastante. Sanno solo che dire no e fanno del male a tutti noi. Non tutti, una parte di popolazione, perché no, ce n'è una parte invece che capisce invece l'importanza anche dell'ambientalista. Prego Favaro. È un bel problema. Un ambientalista serio non si limita a dire di no, perché allora tutti quanti sono capaci di dire di no. L'ambientalista serio è quello che di fronte a un problema che su basi scientifiche lui valuta, diciamo così, disdicevole per il bene comune, propone un'alternativa e cerca di dimostrare che questa alternativa può essere altrettanto praticabile, magari spendendo anche meno soldi. Il problema nostro è che siamo antipatici perché la stragrande parte, la maggioranza insomma, della politica, almeno quella che governa il Veneto, ma mi pare anche a livello nazionale,
ci fa appunto passare per quelli che dicono no e poi si fanno i fatti loro, no? Questa è una bruttissima immagine, appunto, ci fa passare per dei catastrofisti antipatici e quant'altro. Ultimamente, quando noi ci riferiamo, perché poi ci dicono nel Veneto, paese comunisti, io non sono comunista, io cerco di difendere il paesaggio, l'ambiente e quindi conseguentemente la salute di tutti noi. Se degli studi scientifici ci dicono che l'aria che respiriamo nella pianura padana, per tutto quello che noi emettiamo in atmosfera, contribuisce a far morire intorno alle 60.000 persone all'anno come fattore di quello che respiriamo, aggravante altre malattie, altri problemi, la cosa lascia, o non si dice, o lascia totalmente indifferente tutti quelli che pensano appunto che quelli che dicono sta cosa sono dei catastrofisti, dei rompiscatole, gente che rovina anche l'economia, perché si dice che l'economia deve andare avanti, bisogna fare, senza invece pensare che ci sarebbe una grandissima fase economica da sviluppare proprio per il recupero ambientale, per avere la possibilità di vivere nei prossimi 50 anni, dico, con qualche possibilità di sopravvivenza della specie umana. Ma Oddio, mi taccio sempre perché se che dico guerra qualcosa del permettendo, genere... guerra nucleare permettendo, perché quello che sta arrivando non sono veramente dei segnali incoraggianti, specialmente per queste persone che si battono per l'ambiente. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Ciao, volevo fare una domanda alla tua ospite in studio con un ragionamento. Allora, nella seconda metà degli anni '80, in compagnia di altri amici, abbiamo fatto decine di giri, di viaggi in bicicletta, pedalando lungo le strade. Ne piaceva tantissimo partire da Padova a fare l'attuale regionale 307, quella Santo, quella vecchia, no? Per Campo San Piero, Castelfranco, fino a Fece, siamo andati fino a Trieste per la Triestina, siamo arrivati fino a Tarvisio, e da Bologna a Rimini per via Emilia e via parlando. Mi ricordo che era strade, certo con delle macchine, ma non mi ricordo di avere mai sofferto una pressione incredibile da traffico. Questa realtà, questa dimensione del viaggio in bici lungo le strade, nella mia provincia, nel Polesine, è rimasta ancora, ma nella zona esattamente appunto del Treviso, Padova, Vicenza e via parlando è impossibile. Quando che mi passo in bici per quelle zone devo andare per forza lungo le ciclabili, quelle del Muson, l'Austiglia, Treviso, via parlando, che è belle, però come dire, mi manca la dimensione di andare via in bici pedalando per le strade, anche perché ogni tanto andando via per i ciclabili, quelli belli in mezzo all'ambiente, mi viene anche un po' di tristezza, da solitudine, cioè è bello l'ambiente silenzioso e solitario, ma anche però passare poi in mezzo alla gente e alle case, cioè fare tutti insieme. La mia domanda è questa qua: danno per scontato per forza che ormai certe strade è impraticabili, è possibile nel tempo creare con i comuni, con i sindaci e associazioni una rete di ciclabili che passa per i vari paesini, per le strade comunali, in modo che una persona, per esempio nel caso di Rovigo, possa partire da Rovigo, essendo la conoscenza dei tracciati, unendo le varie ciclabili dei comuni, così arrivare, faccio per dire, fino a Sacile, fino a Conegliano oppure fino a Portogruaro, senza dover per forza fare... Perfetto, grazie Vladimiro. Sentiamo la risposta di Susanna Maggioni. Grazie Vladimiro. Credo che Vladimiro sia un habitué, perché mi ricordo di aver già ascoltato un suo intervento, una sua domanda su questi temi. Allora, sicuramente abbiamo un problema, ci sono troppe macchine sulle strade. L'Italia è il paese che detiene il triste primato del tasso di motorizzazione più alto in Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono troppe macchine rispetto al numero degli abitanti. Abbiamo superato il Lussemburgo, il ricco Lussemburgo. Non si sa perché l'Italia deve avere tutte queste macchine. Siamo a circa 700 automobili ogni 1000 abitanti.
e quindi effettivamente c'è un problema di capienza e di utilizzo dello spazio comune che è la strada, come dice giustamente Vladimiro, ma perché le strade devono essere utilizzate in maniera preponderante dalle automobili? Ci sono tante altre persone che potrebbero utilizzare le strade, le persone in bicicletta, come anche le persone, che ne so, a piedi, no? Voglio dire, è uno spazio comune, certamente, assolutamente nelle città, e su questi temi noi di FIAB stiamo lavorando. Voi diversamente agili? Diversamente agili, diversamente abili, le persone con le carrozzine, le persone con i veicoli, i motorini, le carrozzine con il motorino attaccato, le mamme con i passeggini. Nel contesto urbano questo è il tipo di utenza a cui noi ci rivolgiamo. Noi di FIAB, noi ormai sappiamo di essere il sindacato degli utenti vulnerabili della strada, perché per le battaglie che facciamo, che non sono solo per chi si sposta in bicicletta, ma per tutti appunto gli utenti vulnerabili, che sono quelli che ci lasciano le penne in preponderanza in caso di impatti. Volevo anche dire a Vladimiro di sostenere la FIAB locale, scusate, faccio un pochino di pubblicità, perché le FIAB locali sono quelle che appunto costruiscono, lavorano con le amministrazioni per creare quella rete di viaria, di strade a basso traffico che comunque attraversano centri cittadini, paesini eccetera, che possono avere dei punti di interesse eccetera. Per esempio noi abbiamo un bellissimo progetto di FIAB Italia che si chiama Ciclovia AIDA, che sta per Alta Italia da attraversare, AIDA come l'AIDA perché passa per Verona e collega Torino, partendo per la precisione dal Moncenisio, per arrivare fino a Trieste. È una ciclovia, non una ciclabile, capiamo la differenza, la ciclabile è quella separata, la ciclovia può avere dei pezzi di ciclabile, ma per la maggior parte ha delle strade a basso traffico, a bassa percorrenza, quindi ti permette di attraversare tutta l'Alta Italia in relativa sicurezza. Eppure Magioni, e lo dico anche a Favaro, noi viviamo su un territorio che morfologicamente era più predisposto per il trasporto in treno, per il trasporto via acqua, perché basta vedere come siamo messi, eppure si è puntato tutto sul trasporto su gomma. Nel silenzio, perché adesso non possiamo dare la colpa sempre agli ultimi governi, ma nel silenzio di quelli che invece avrebbero dovuto fare prevenzione e puntare su questo trasporto. Favaro? Lo sviluppo italiano, ma non solo. Altri stati indubbiamente, la Francia, la Germania, hanno privilegiato magari o cercato di pareggiare trasporto su ferro con trasporto su gomma. Noi abbiamo buttato tutto sulla gomma e quindi adesso le scelte degli anni 50, 60 e 70 le paghiamo oggi, come le scelte che stiamo facendo oggi saranno pagate dai nostri figli e nipoti. C'è sempre il tempo di porre, diciamo così, una pezza, cercare di rettificare, però qui il problema è quello di convincerci tutti, o almeno la maggioranza, che bisogna un po' cambiare certe impostazioni. In parte mi pare si sia capito, però quando cifre enormi vanno ancora ad affiancare interventi per il traffico su gomma, leggi ponte sullo stretto, cosa vuole che le dica? Poi dobbiamo tutti quanti guardarci in faccia e dirci ma cos'è che vogliamo? Perché ci sono quelli che, come alcuni di noi, che sembrano predicare nel deserto, in qualche caso magari vengono anche ascoltati, ma per la maggioranza delle situazioni sembra che le scelte che sono state fatte, che continuano a essere fatte, non comportino grandi sommossi a livello nazionale. È vero. Allora andiamo a vedere invece cosa ha fatto la FIAB con questo flash mob per ricordare Giulia Mauri, ma cosa farà anche oggi pomeriggio per ricordare che dobbiamo veramente capire che la sicurezza è fondamentale con la prevenzione e con l'aiuto anche delle infrastrutture, perché dobbiamo dire anche questo. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Non è possibile che le persone ritengano di poter utilizzare queste scatole di metallo che sono delle armi mortali
senza fare attenzione al contesto. Ad una settimana dal tragico incidente di Viale della Repubblica, FIAV convoca un flash mob nel ricordo di Giulia Mauri, deceduta in ospedale dopo le gravissime ferite causate dall'investimento. Stava percorrendo la pista ciclabile di strada Ovest in sella alla sua bici quando, a pochi metri dall'incrocio con via Pisa, all'altezza del ponticello sul Botteniga, è stata travolta da un furgone. In 50 nello stesso luogo e alla stessa ora in cui Giulia Mauri è stata brutalmente investita. Una bici dopo l'altra fino a creare una pista ciclabile umana per sensibilizzare gli automobilisti e l'amministrazione sul tema della sicurezza stradale. L'ennesima vita è stata spezzata in uno scontro stradale che poteva essere evitato. Con i nostri corpi, con le nostre biciclette ci siamo disposti lungo la linea tratteggiata della ciclabile per chiedere la possibilità di muoverci in sicurezza in città. Sono stati fatti dei progressi nel corso degli anni, ma purtroppo contemporaneamente è aumentato il numero delle automobili. In Italia siamo ai primi posti in Europa per tasso di motorizzazione. I dati del piano urbano della mobilità sostenibile dimostrano che Viale della Repubblica è indubbiamente la strada più pericolosa della città. È una delle strade dove si registrano il maggior numero di intersezioni dove ci sono parecchi incidenti. Bisognerebbe dare assolutamente più spazio e più attenzione a chi va in bicicletta, oltre che dare le giuste piste ciclabili. Dobbiamo avere più piste ciclabili e i ciclisti devono essere tranquilli e sicuri di potersi muovere in città, ciclisti e pedoni. La sicurezza urbana stradale non è minimamente sufficiente e non sono queste le città che voglio, non è questa la Treviso che voglio. Allora, Susanna Maggioni, questo flash mob, questo pomeriggio appunto alle 15 un altro flash mob, sì. Dove, come, prego? Sì, grazie Mirella. Allora, ho rivisto questo video con un misto di divertimento, perché dico ma chi è questa pazza che grida? Poi mi sono resa conto che sono io, e tristezza, perché purtroppo ci sono questi scontri mortali che continuano a ripetersi. Per esempio ho saputo stamattina dal giornale che giovedì mattina una persona in bicicletta una signora in bicicletta è stata investita vicino a casa mia a Fiera e l'automobilista non si è nemmeno fermato. Per fortuna con le telecamere sono riusciti a risalire, però è una piaga, è un vero e proprio bollettino di guerra. Noi oggi pomeriggio abbiamo organizzato questa pedalata, chiamiamola così, cercando di toccare i punti dove ci sono stati negli ultimi mesi questi tristi avvenimenti. Partiremo appunto da Viale Europa, nella rotonda con via Tre Venezie, dove ha perso la vita questo pensionato che attraversava sulle strisce. E poi da lì ci sposteremo in Viale della Repubblica, nel punto dove ha perso la vita questa giovane ragazza Giulia, anche lei era sulla ciclabile. E per finire poi appunto in Viale Vittorio Veneto, dove ha perso la vita questo ragazzo Marco che tornava dal lavoro. La sua unica colpa è stata quella di essere stato sulla strada anziché sulla ciclabile, che però, come abbiamo visto, la ciclabile è pericolosa. Ecco, diciamo che è vero che c'è stato un progresso nel corso degli anni, ma quello che manca un po' anche è la continuità dei percorsi ciclabili, cioè noi che ci spostiamo in bicicletta siamo considerati cittadini di serie B e quindi per poter restare su una ciclabile che ci garantisca un minimo di sicurezza dobbiamo attraversare la strada, perché la ciclabile si interrompe e continua dall'altra parte, ma l'attraversamento stesso della strada è pericoloso, è scomodo e quindi può causare degli incidenti. Non c'è magari neppure un passaggio pedonale? Si spera che ci sia, ci dovrebbe essere. Ecco, però noi chiediamo appunto che ci sia una continuità e una sicurezza, e non mi stancherò mai di ripeterlo, la sicurezza nostra si riflette automaticamente nella sicurezza di tutte le persone, anche quelle che si spostano in automobile. Andiamo a vedere, allora andiamo a Padova, a Piacenza d'Adige, dove questa sessantenne è stata investita proprio in bicicletta. Andiamo a vedere.
Doveva essere una tranquilla passeggiata in bicicletta, ma mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Ponso a Piacenza d'Adige all'altezza di Val di Mocenighe, una sessantenne è stata travolta da un'auto e sbalzata con violenza a terra. La donna era insieme al marito, che fortunatamente è rimasto illeso e che insieme alla conducente del mezzo, che si è fermata per prestare soccorso, ha subito allertato il 118. Le condizioni della sessantenne sono parse fin da subito molto gravi a causa del violento impatto sull'asfalto ed è stata così trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Padova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Este per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. All'origine dell'investimento forse una distrazione della conducente o un movimento improvviso della ciclista a bordo strada. I carabinieri hanno anche sottoposto l'automobilista ai test e accertamenti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'impatto, una procedura di prassi. Allora Maggioni, noi vediamo, come diceva giustamente Susanna Maggioni, tutti i giorni quasi questi incidenti terribili, però dobbiamo anche noi capire che forse quando usciamo di casa dobbiamo avere rispetto per noi stessi ma anche per gli altri. Questo purtroppo manca tantissimo, tantissimo, perché noi continuamente vediamo che le persone si fanno le leggi che vogliono, il rispetto che vogliono, ma il rispetto non esiste proprio. Basta vedere come si comportano quando arrivano alle rotonde, come guidano, a che velocità vanno, la distrazione. La distrazione è fatale, basta un soffio e non ci sei più. Ma perché non ci rendiamo conto di questo? Cosa vuol dire correre che poi c'è il semaforo rosso e ti fermi, oppure correre ma poi trovi un impedimento e ti fermi? C'è questa corsa verso cosa, Maggioni? Allora, è un po' quella che in inglese viene chiamata la rat race, cioè la gara dei topi. Cioè siamo tutti come topi, e siamo tutti che corriamo perché siamo stressati, il lavoro, non ci bastano i soldi per arrivare a fine mese, abbiamo il capo che ci stressa, eccetera eccetera. Quindi siamo un po', diciamo, un po' tutti vittime di un sistema generale che non è molto sano. Diciamo che per quanto riguarda gli spostamenti su strada, però una grossa parte di responsabilità ce l'hanno le amministrazioni e di riflesso il governo, perché le amministrazioni devono fare in modo che le strade siano sicure. Non è possibile avere questi rettilinei dove la gente si possa distrarre, andare a 100 all'ora dove invece il limite magari è 70 o magari anche l'autovelox, perché è guai. Ecco, allora il governo con questa nuova riforma del codice della strada sta effettivamente legando le mani ai comuni. Quindi non sarà possibile mettere gli autovelox, non sarà possibile fare le zone a traffico limitato, non sarà possibile mettere i limiti di 30 all'ora. Questo lo dice il nuovo codice della strada? Certo, sono delle criticità molto, molto preoccupanti del nuovo codice della strada. In questo caso appunto questi rettilinei dove comunque ci sono dei conflitti, perché comunque siamo in un territorio dove ci abita tanta gente, ci sono paesini uno dietro l'altro, ci sono le fabbriche, ci sono le scuole, quindi ci sono persone che si spostano e non è che siamo tutti costretti a utilizzare l'autovettura privata. Dovrebbe essere garantita la possibilità di chi vuole utilizzare o chi deve, perché magari la macchina non ce l'ha o per quali altri motivi deve utilizzare o vuole utilizzare la bicicletta, e per la salute e la sicurezza delle persone stesse che si spostano in automobile deve essere messa la possibilità che io non posso correre, non devo correre, ma non solo il cartello, perché è ovvio, siamo indisciplinati, non li rispettiamo i cartelli, per cui ci deve essere un qualcosa che fisicamente mi impedisce, e c'è tutta una disciplina molto ben sviluppata e molto ben applicata di fattori che fanno sì che la velocità venga limitata, che possono essere delle strettoie, che possono essere delle cosiddette porte di accesso ai centri urbani con della segnaletica che ti fa capire e ti aiuta anche a non distrarti. Ecco. Allora, era luglio del 2024, si parlava di questo fotovoltaico a Mogliano, andiamo a vedere, poi sentiamo con Favero com'è la situazione e cosa ci racconta per quanto riguarda l'ambiente.
Non è bastata la presenza di quasi 200 persone al sit-in contro l'approvazione dell'impianto fotovoltaico in via Cavalleggeri. Il progetto, già rifiutato 2 volte nel 2022 dal Consiglio Comunale, è stato approvato in queste ore dalla Regione, nonostante i pareri negativi delle istituzioni e dei comitati cittadini. Eppure è un no secco quello della comunità di Mogliano Veneto al progetto del SICET di Bolzano. Secondo loro, la proposta che prevede l'installazione di 13.500 pannelli fotovoltaici tra via Cavalleggeri e via Bianchi all'altezza dell'ingresso nord della città comporterebbe danni permanenti al suolo. Tra i presenti alla manifestazione, oltre al sindaco Davide Bortolato, anche rappresentanti di centrodestra e centrosinistra, con l'obiettivo condiviso di proteggere un'area verde privilegiata di quasi 9 ettari. A questo punto, l'ultima spiaggia, pur di salvaguardare il proprio territorio, è il ricorso al TAR. Allora sentiamo Favaro come commenta, cosa ci racconta questo ambiente e soprattutto che ambiente lasceremo a questi giovani. Sono gli unici che si battono per l'ambiente, non è vero? Sono gli unici che scendono in piazza per l'ambiente. Prego Favaro. Beh, insomma, non è proprio vero che siano gli unici. Diciamo, insomma, per fortuna dai. ci sono anche i giovani e ci sono anche quelli che hanno la mia età. Pochi. No, beh, ma vede, le associazioni di volontariato cominciano a soffrire un po' il cambio generazionale, il ricambio. Comunque, per tornare sul punto a Mogliano Veneto, oltre al caso citato, che ormai è vecchio di 2 anni, di recente c'è via d'Azeglio, appunto nella parte più sud del comune di Mogliano Veneto, praticamente al confine con Mestre, e poi ci sono altri 3 impianti che sono quelli già autorizzati in quanto rientrano in quello che è la legge regionale sul fotovoltaico. Il bello, diciamo così, che sta uscendo da questa vertenza, che fortunatamente almeno in questa situazione ha visto noi, eravamo lì di lato come saliamo il paesaggio, uniti alle forze sia di maggioranza che di minoranza del comune, su questi 2 ultimi impianti abbiamo fatto un fronte comune. La cosa bella è che tra questi comitati locali di strada, di via, si sta allargando un coordinamento che va anche oltre la provincia. Per esempio il comitato di Casolaro per un altro grande impianto di agrivoltaico, fotovoltaico, insomma, e che si sta unendo con tutti gli altri comitati, perché è ovvio che noi ribadiamo una cosa: noi siamo assolutamente a favore delle energie rinnovabili, ma ci chiediamo tutti, con quelle centinaia di ettari a disposizione a Porto Marghera, che è un'area in stato di abbandono e da riconvertire, perché queste aziende continuano a calare sulle nostre aree agricole e non vanno a insediarsi là? Conosciamo la risposta, perché è molto più comodo, molto più facile e anche meno costoso. E però allora qui deve essere il pubblico, cioè la direzione politica di un paese, di una regione, di un comune, a dire no, se tu vai in campagna questa cosa o ti costa di più o ti deve costare come andare lì dove c'hai già una situazione da recuperare e dove puoi metterci quello che vuoi, dai pannelli a terra a quelli a metà strada oppure le soluzioni alternative che possono essere gestite. Anche qui, quindi, assolutamente sì alle rinnovabili, ma valutiamo situazione per situazione se è proprio necessario ogni volta calare i pannelli su una terra che invece dovrebbe continuare a essere coltivabile. Speriamo bene Paolo Favaro, perché i messaggi che arrivano non sono di sicuro positivi e questo fa molto pensare se veramente c'è la volontà di migliorare l'ambiente. Io dico sempre, ma questi sono genitori, sono nonni, hanno bambini oppure veramente stanno guardando il mondo da un altro lato. Allora andiamo a vedere anche cosa dice invece il SUEM per quanto riguarda la sicurezza stradale. Andiamo a sentire.
SUEM sicurezza stradale. Adesso parte il servizio. Intanto che parte il servizio, cosa pensa Maggioni di quello che ha detto Favaro, di questi importanti messaggi che cerca di dare anche nel farci capire che dobbiamo anche svegliarci un pochino? Sì, sicuramente, come ha detto il signor Favaro, l'energia fotovoltaica, gli impianti fotovoltaici sono essenziali, però abbiamo migliaia e migliaia di capannoni, anche molti vuoti, mettiamoli sopra i tetti dei capannoni i pannelli fotovoltaici, oppure come hanno fatto in Giappone, copriamo le strade, copriamo le ciclabili con i pannelli fotovoltaici. Sicuramente il suolo e il territorio va salvaguardato. Purtroppo, per quanto riguarda invece la situazione di questa miopia generalizzata, io credo che sia una cosa proprio insita nell'essere umano, quella di non riuscire a vedere il futuro e di pensare solo al proprio tornaconto, al proprio conto in banca, al proprio benessere in questo momento, senza avere la capacità di pensare alle generazioni future. È terribile ed è devastante pensare a quello che stiamo lasciando alle generazioni future, ma infatti noi vediamo che il nostro paese si sta impoverendo sempre di più da questo punto di vista. La gente fa sempre meno figli e i giovani se ne vanno perché qui non hanno prospettive, non hanno opportunità. Vediamo il servizio del SUEM e poi salutiamo gli ospiti. Vedere i ragazzi e a volte purtroppo vedere anche i genitori, sì, che sopravvivono ai ragazzi. Questo è forse uno degli aspetti più difficili. Sì, sicuramente. C'è un lato umano ineludibile nell'attività quotidiana dei soccorritori e Maria Luisa Ferramosca, primaria del SUEM 118 a Treviso, entra immediatamente nel cuore del problema perché dietro la statistica c'è una strage silenziosa. Il paradosso di questa nostra società che non coglie nel profondo del suo immaginario che di fatto poi la prima causa di morte tra i 15 e i 30 anni è l'incidente stradale. Non dimentichiamocelo. Accanto agli under 30 però l'altra fascia più interessata dalle tragedie stradali è quella degli over 60, giovani e anziani sono i più vulnerabili. Vediamo che il 55% dei decessi sono over 60, quindi nella parte formazione abbiamo istituito dei format educativi a tutti i livelli e quello over 65 assume un'importanza fondamentale. Non solo formazione nelle scuole quindi, ma anche nei circoli ricreativi per anziani e nelle università della terza età. Collaterale il tema della velocità, con la prefettura impegnata nel monitoraggio degli autovelox della Marca in base alle indicazioni del recente decreto Salvini contro l'uso improprio dei dispositivi. Cui i risultati verranno portati entro fine anno nell'ambito resi pubblici nell'ambito della riunione dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale che è incardinato presso le prefetture. Allora, come ci saluta Favaro? Ricordando a tutti che il 5 dicembre è la giornata del suolo, giornata mondiale, e che il 3 dicembre l'ISPRA, ente statale, ripeto, ci darà a tutti, chi vuole conoscerli, i dati di come stanno andando le cose in Italia riguardo a questo grande tema della difesa del suolo. Grazie a Paolo Favaro, presidente del Comitato Cave Marocco, referente di Mogliano Veneto del forum Salviamo il Paesaggio, essere stato con noi. Susanna Maggioni ci saluta più tardi perché deve salutare un ospite che lei gentilmente ci ha dato il nome e sentiremo per quanto riguarda, perché oggi parleremo di sicurezza in varie forme e prevenzione. Grazie, pubblicità.
saluto altri graditissimi ospiti. Abbiamo collegato l'avvocato Andrea Colombo, già assessore alla mobilità al Comune di Bologna e non solo. Mi diceva Susanna Maggioni che vuole salutarla, che era il più giovane assessore per la mobilità. Grazie avvocato di essere con noi. Saluto anche Patrizia Pisi, collegata con noi da Verona, Associazione Vittime Incidenti Stradali e Mali e Sanità. Grazie Patrizia Pisi di essere qui anche tu per far capire oggi l'importanza della prevenzione. Io partirei proprio dall'avvocato Andrea Colombo per capire chi è, cosa fa e perché l'abbiamo invitato, e poi anche Susanna Maggioni voleva salutarla perché poi deve andare via. Prego avvocato. Sì, buongiorno, grazie a voi per l'invito e a Susanna anche per avermi coinvolto. Io sono oggi un esperto legale di mobilità sostenibile, di sicurezza stradale, di spazio pubblico delle città. La mia formazione è appunto giuridica, ma in passato ho avuto anche impegni invece politico-amministrativi come assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Bologna. Oggi tra l'altro professionalmente sono anche il responsabile del progetto Bologna Città 30 all'interno della Fondazione IU del Comune di Bologna. Però oggi sono qui prima di tutto come esperto legale che sta supportando le 30 associazioni nazionali ambientaliste della mobilità sostenibile e dei familiari delle vittime sulla strada che si sono mobilitati contro le criticità di questo nuovo codice della strada. Allora, noi avvocato, con tante associazioni, siamo più di 45 associazioni, stiamo raccogliendo le firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti, perché visto che la tecnologia dà questa possibilità, però io non devo avere la possibilità perché sono ricco o economicamente me lo permetto, ma tutti devono avere la possibilità di mettersi in sicurezza sulle strade. Purtroppo questo airbag c'è, ma costa. Io ho avuto un addetto ai lavori che ha detto: guarda Mirella, che costa tanto perché se ne vendono pochi, se ne vendessimo tantissimi anche il prezzo crollerebbe. Allora assessore avvocato, non le sembra che sia venuto il momento di dire alla politica che deve mettere in sicurezza la popolazione, non solo quella italiana ma anche quella europea, che deve fare un passo non a lato ma un passo in avanti, perché la tecnologia ci permette di fare questo? Ma com'è possibile se il casco che si vede è il giallo? Perché si deve vendere il nero, il grigio, il rosso, il viola per un business? Se è il giallo il colore che si vede di più, si deve mettere il giallo. Perché c'è sempre per un business che vale più la vita umana o il business? Avvocato, cosa ne pensa? Ma sono molto d'accordo su due sue affermazioni. La prima è che la tutela della vita umana sulla strada deve venire prima di ogni altro interesse anche di carattere economico. Tra l'altro a questo proposito vorrei ricordare che questa affermazione non è solo di buon senso, ma spesso viene ribadita e affermata anche dai tribunali. Non dimentichiamo, e qui vengo anche alla sua seconda affermazione su cui concordo, cioè utilizziamo la tecnologia, le innovazioni tecnologiche per la sicurezza stradale e proprio a questo proposito qualche mese fa, ad esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune di Milano che ha imposto a tutti i mezzi pesanti, i camion e anche i tir che entrano nel territorio del Comune di Milano di avere la dotazione dei cosiddetti sensori anti-angoli ciechi e ha proprio motivato la legittimità di questa delibera del Comune di Milano con l'assoluta priorità e prevalenza dell'interesse alla tutela della vita umana rispetto anche agli interessi o agli oneri economici che ad esempio l'installazione di questi dispositivi può comportare. Sono alcune centinaia di euro nel caso di questi sensori per gli angoli ciechi, ma possono fare veramente la differenza, tra l'altro per evitare che le persone a piedi, in bici, vengano uccise perché semplicemente non viste, impossibili da vedere da parte di un guidatore di un camion o di altri mezzi grandi. E aggiungo un'altra pronuncia ancora più recente del TAR di Bologna
che ha ritenuto legittimo il provvedimento della cosiddetta città 30, quindi dell'abbassamento del limite di velocità a 30 km/h nella città, nel 70% delle strade della città di Bologna, e l'ha ritenuto legittimo e non lesivo del diritto costituzionale alla mobilità e al lavoro, anche perché, hanno detto i giudici del TAR di Bologna, è un provvedimento finalizzato a garantire l'incolumità pubblica e una circolazione stradale più ordinata e più sicura. Mi sa che dovremmo rivolgerci più volte al TAR, avvocato, visto che lei ha detto questo, perché delle volte si ha anche paura di affrontare il TAR perché non c'è trasparenza, non c'è abbastanza informazione su doveri e diritti. Allora, Susanna Maggioni, come vuoi salutare questo ospite? Cosa vuoi dire? Prego. Allora, mi riempie sempre di felicità ogni volta che ci incrociamo, io e Andrea. L'abbiamo invitato a 2 nostri convegni, uno appunto sulla città 30 che abbiamo organizzato in collaborazione con il Comune di Treviso l'anno scorso, e uno sulla sicurezza stradale che invece abbiamo organizzato con la collaborazione della provincia di Treviso quest'anno. E devo dire che sono sempre felice perché l'avvocato Andrea Colombo è una persona squisita ma assolutamente competente, contro le cui argomentazioni è impossibile opporsi, e quindi sono molto felice del suo intervento oggi, e vorrei appunto invitarlo a, magari se riesci Mirella, a farlo parlare dei numeri che ci dicono quali sono effettivamente i risultati di una misura così apparentemente semplice, che però ha degli effetti così importanti sulla tutela della vita umana delle persone che si spostano nelle nostre città. Grazie. Allora ringraziamo Susanna Maggioni di essere stata con noi. Grazie. Perché adesso ci deve lasciare. Grazie Susanna, io spero che l'avvocato appunto con Andrea Colombo dia i numeri con la nostra Patrizia Pisi, perché veramente noi stiamo dando i numeri perché non riusciamo a capire dove si vuole andare a parare, se è importante la nostra incolumità o se è più importante il business. Qui qualcuno ce lo dovrà pur spiegare a questo punto, visto che abbiamo una tecnologia avanzata che ci permetterebbe di essere in sicurezza. Allora, ciao Patrizia Pisi, cosa ci racconti, com'è andata questa giornata sulle strade per i vittimi della strada che avete fatto domenica 17? Anche qua, scusa Patrizia, confusione terribile, il 15, il 16, il 17, ma se la giornata è il 17, è possibile che non riusciamo a concentrarsi su questa giornata che è costata anche impegno, sacrificio per deciderla? Prego Patrizia, cosa ci racconti? Buongiorno Mirella e grazie sempre per invitarmi a alle tue trasmissioni. Beh, è andata molto bene, certo l'impegno è molto, perché sai, organizzare una giornata, chiamare tutti i familiari che vengono da Belluno, Firenze no, sono venuti tutti dal Veneto. Ho avuto Vicenza, Belluno, ho avuto anche paesi vicino al Veronese. Ma è difficile organizzare tutto, abbiamo invitato tutte le istituzioni, sono venuti tutti a darci un saluto, ma la giornata è molto pesante, perché tu puoi capire che abbiamo le croci bianche, e su tutte queste croci bianche ognuno viene e mette la sua foto, e quindi c'erano tutte queste croci pieni di questi ragazzi. La giornata è molto impattante, molto delicata. Poi noi siamo sul sagrato di una chiesa, che è la chiesa del Cristo Lavoratore a Verona, in Borgo Roma, e il nostro Don Andrea ci ha dedicato una messa per le vittime della strada. È stata una bella giornata, però ti ripeto, molto emozionante, perché sono venuti anche quei genitori che purtroppo hanno perso i loro figli da poco tempo, e quindi è sempre tutto molto molto delicato. Le forze dell'ordine sono state con noi tutta la mattina, il comandante della polizia locale è stato con noi tutta la mattina, la dottoressa Mariella della sicurezza della polizia stradale è stata con noi anche durante la messa. C'è molto sensibilità da parte di tutti. E questo quanti. È un bel messaggio. Sentiamo Gianni da Fiesto d'Artico. Vai Gianni. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Facevo la rappresentante della sicurezza come al lavoro, e comunque avevo delimitato dei fatti, cioè volevo segnalare il fatto che
Tanto tempo fa, quando ho comprato il primo scooter, ho preso un casco luminoso, aveva un sensore di luce, si accendeva col crepuscolare e con una batteria di 9 volt mi durava 2 anni, si accendeva da solo quando era allacciato. Questi caschi non ci sono più in giro, ok? Perché un casco luminoso ti permette di vedere, di essere visto, lampeggia, quindi attira l'attenzione, non se ne trovano più. Perfetto, e questo è uno. Il casco io l'ho preso bianco perché oltretutto bianco è più visibile. Di notte ovviamente il casco nero non si vede, mi sono ritrovato in una situazione con vicino un motorino praticamente tutto nero e non lo vedevi, avevo paura, ero in auto e avevo paura di spostarmi per paura di tirarlo sotto, lasciavo perdere il resto. Allora, per quanto riguarda lo scooter, uno che guida lo scooter, non so, io ho un scooter 200, posso correre, mi sono trovato sul Ponte della Libertà con delle persone, dovevo correre per evitare la rotaia, perché tutte a Padova ho visto ci sono anche le rotaie che è facile incunearsi e cadere, ok? Però ci sono ovviamente andare via in macchina è molto più sicuro perché sono 4 le ruote. Quando sei sullo scooter e ti trovi una rotaia del tram è facile cadere. Mi è successo in ospedale a Padova qui a Dolo, praticamente sono caduto perché c'era un rialzo e obiettivamente adesso che ho ripreso lo scooter ho anche paura, cioè ho prevenuto, però ci si cade anche per un ghiaino o una cosa del genere. Quindi il problema sono le strade e il comportamento delle persone in auto, che obiettivamente tenere la distanza da una macchina è un discorso, tenere la distanza da un ciclista che può cadere in qualsiasi momento è un'altra cosa. Comunque, grazie Gianni, devo correre perché sennò non ce la faccio anche a rispondere. Avvocato Andrea Colombo, risponde lei al nostro Gianni e anche a quello che ha detto la nostra Patrizia Pisi. Prego, avvocato. Sì, volevo riprendere proprio quello che diceva Patrizia, che insomma, conosco oggi per la prima volta direttamente, ma l'associazione Avisl, di cui credo sia vicepresidente, tramite il presidente ha aderito tra l'altro alla piattaforma delle associazioni che richiamavo prima, dei familiari delle vittime sulla strada, ambientaliste della mobilità sostenibile, che hanno, insomma, si sono mobilitate contro il codice della strada che è stato approvato pochi giorni fa, bollandolo un po' come il codice della strage, nel senso che questa riforma prevede alcune cose positive, però in realtà nel complesso è molto incentrato solo sulla repressione, quindi quando gli incidenti purtroppo sono già avvenuti, mentre è molto scarso e anzi spesso addirittura depotenzia tutta la parte di prevenzione. Pensiamo che rende ad esempio più difficile usare gli autovelox, e quindi in generale, diciamo, riduce le possibilità per i sindaci, per le amministrazioni comunali di controllare per far rispettare le regole. Qualunque regola nuova anche questa riforma metta, se poi è difficile fare i controlli, rischia di rimanere soltanto scritta sulla carta e quindi si rischia che non si riesca a fermare. Ma mi scusi avvocato, ma se ci sono questi strumenti che abbiamo sentito anche la Corte europea cosa dice, che è molto chiara, possibile che non riusciamo a metterli in atto? Ma perché? Ma che male puoi fare se metti in atto delle leggi che salvaguardano la vita umana? Anzi, secondo me prenderebbero anche più voti le persone, i politici che fanno questo, perché si tende sempre a guardare veramente la tua visibilità, il business e non la vita umana, perché è quello che ci fa rimanere di stucco. 2 morti, 2 vittime, ubriaco, scappato, 7 anni. Capisce che questi familiari non ne possono più, perché è tutto contro, mai a favore. Sentiamo Romina, abbiamo Romina in linea, vai Romina. Ciao Mirella, grazie per l'invito. Allora, intanto saluto Andrea Colombo, che ci siamo sentiti l'altro giorno, che stavo andando a Roma e ho portato la voce, come tu mi hai chiesto, appunto sul codice stradale, che è fatto più, si può dire, di sanzioni
che di sensibilizzazioni, e questa è la cosa importante. Ti do pienamente ragione, Mirella, su una cosa. Per loro è più importante la visibilità, l'audience, che salvare la vita di una persona. Come tu dicevi prima, per la mamma appunto di Barbara, 2 vite spezzate da un ubriaco, 7 anni. Tu pensa, nel mio caso, 4 vite spezzate, 8 anni da un ubriaco. La cosa più bella che mi è piaciuta è che nel codice stradale, come parlavamo con Andrea Colombo, e io ti ripeto, ho riportato tutte le tue parole, nel terzo momento si ritira la patente, si dà 7 anni dopo che una persona viene fermata la terza volta al tasso alterato. Ma è una cosa ammissibile. Allora io mi chiedo, però se tocca a voi, venite fermati subito e siete subito, cari amministratori, messi subito in sicurezza. Un'altra cosa, Mirella, te l'ho detto e lo ripeto, spero di poter parlare di nuovo con te. Io ho fatto la portavoce di una cosa che penso che sia importante tenere anche in considerazione, non solo chi muore sulla strada in macchina, ma portiamo avanti, e io sono la prima, se vuoi, lo faccio anche qua nel mio paese insieme al sindaco Silvia Susanna che tu hai avuto ospite, la raccolta firme sull'airbag, perché anche chi è sulle 2 ruote ha diritto di avere giustizia e di essere salvato. Grazie Romina, sentiamo cosa ne pensa Patrizia Pisi, poi sentiremo anche l'avvocato Andrea Colombo, ecco, su questa raccolta firma dei veneti schiacciati dalla crisi in tante città, in tanti comuni, in tante regioni d'Italia, per far capire che noi in primo piano non mettiamo la nostra visibilità, mettiamo il bene della comunità facendo prevenzione con questi strumenti che la tecnologia fortunatamente ci ha messo a disposizione. Prego Patrizia. Sì, stiamo facendo anche noi la raccolta firme per appunto l'airbag, perché giustamente, come diceva Romina, è importante anche la vita di chi monta sullo scooter, va sulla moto. Bisogna avere la sicurezza sulle strade, la sicurezza a tutto tondo. Non si può parlare di sicurezza stradale delle macchine, no, ci sono tutti, sulla strada ci siamo tutti, ci sono i pedoni, i ciclisti, i motociclisti, quindi noi ci siamo impegnati come associazione Avisl a fare questa raccolta firme online, perché purtroppo abbiamo cercato di farla con le persone, ma c'è la carta d'identità, c'è la privacy, non ti danno i dati. Facciamo un po' Patrizia, infatti sì, anche con Biagio Ciaramella sì, si parlava prima appunto di farla online, anche la raccolta, proprio per avere più visibilità in tutto il territorio nazionale. Ma quello che veramente traspare è che forse dobbiamo coinvolgere di più la comunità. La comunità, io non a caso l'ho fatta cartacea, perché col cartaceo la coinvolgi di più, quella comunità che non riesce ad operare questi nuovi strumenti, perché ce ne sono anche i nostri diversamente giovani, sono quelli che magari al momento non hanno bene in mente, anche perché le raccolte online di firme ce ne sono tantissime, ma veramente tante, allora forse anche il cartaceo aiuta a far capire a quella comunità che magari non riesce a essere nel pezzo con questi strumenti. Cosa ne pensa avvocato Colombo? Innanzitutto saluto e ringrazio molto Romina, che così come Patrizia sono 2 persone veramente che stanno dedicando tantissimo tempo e impegno a al bene comune, alla comunità, appunto, alla collettività, e io ringrazio sempre i familiari di vittime sulla strada, perché veramente ci vuole molto coraggio e molta forza nel trasformare quello che è un lutto, un dolore che potrebbe anche rimanere personale, familiare, ne avrebbero tutto il diritto, invece in un impegno per tutti. Io sono assolutamente d'accordo con lei, Mirella, che c'è tanto bisogno, a proposito del fatto che non basta la repressione, non bastano le multe, ma bisogna agire sulla prevenzione, c'è tanto bisogno di fare sensibilizzazione nella comunità, e non solo, come spesso diciamo, andando nelle scuole, parlando con i bambini e con i giovani. Certo, dobbiamo farlo, perché tra l'altro gli incidenti, gli scontri stradali sono la prima causa di morte per i ragazzi e le ragazze fino ai 34 anni, quindi abbiamo bisogno di farlo, perché
spesso perdono la vita proprio i più giovani o la fanno perdere ad altri, però abbiamo bisogno di farlo verso tutta la popolazione, anche verso gli adulti. Pensiamo a come oggi vengono rinnovate le patenti con una visita ogni 10 anni senza alcuna verifica se uno sia davvero ancora in grado di guidare. C'è chi dice che dovremmo ormai pensare alla patente di guida come una sorta di arma carica in mano, no? Quando si è alla guida di un veicolo a motore, quindi ci sarebbe bisogno di molto più rigore anche nei rinnovi delle patenti, verificando se davvero c'è una capacità e una conoscenza che ancora dura a fare un'attività così pericolosa. L'ultima cosa che volevo dire è che come accennavo prima, sono molto d'accordo sullo sfruttare il più possibile le tecnologie. Credo anche però che non dobbiamo solo e sempre concentrarci su come le persone passivamente possono autodifendersi. Dobbiamo molto concentrarci anche sui comportamenti attivi pericolosi, cioè benissimo il casco chiaro per farsi vedere, però non dimentichiamoci che la prima, quindi bene, come dire, un obbligo passivo di rendersi visibili, ma non dimentichiamo che esiste prima di tutto una regola del codice per cui nelle ore serali e notturne bisogna andare più piano a prescindere dal limite di velocità. Ma mi scusi avvocato, mi scusi se corro, ma purtroppo il tempo è tiranno. Prego. Avvocato Colombo. Ma perché Gianni ha detto che c'era questo casco luminoso che si vedeva benissimo e non si trova più? È vero o non è vero? Cosa è successo? Le risulta? Sinceramente mi ha incuriosito questa testimonianza e la verificherò, non sono a conoscenza fa bene diretta. A verificarla, anch'io la verificherò. Però sì, ecco, non dimentichiamoci che gli incidenti stradali nascono soprattutto da comportamenti sbagliati attivi. Non possiamo solo pensare che le persone si debbano autodifendere, perché di questo passo allora metteremo anche l'obbligo per i pedoni di uscire con la corazza, no? Non possiamo arrivare a pensare sempre a questi obblighi passivi. Dobbiamo soprattutto responsabilizzare tutte le persone, in particolare ciascuno di noi quando è alla guida di un veicolo a motore, a stare attenti agli altri. Sì, però capisce avvocato che visto come ci si muove nel territorio con le strade che abbiamo, con l'illuminazione che abbiamo, capisce bene che se mettiamo qualche faretto in più anche al pedone non sarebbe male, perché guardi che abbiamo delle situazioni veramente incredibili, inutile, non hanno investito in quello che doveva essere la salvaguardia della persona per quanto riguarda anche le strade minori. Io penso a quelle minori dove magari giustamente ci sono queste persone che fanno movimento, che fanno attività fisica. Guardi che alle 4 del pomeriggio è buio pesto e veramente qui si rischia la pelle, che è inutile che ce la raccontiamo. Tu puoi avere tutte le precauzioni, ma se ti arriva un cretino che lo trovi sempre, basta uno nella vita, non è che ne devi trovare tanti, avvocato. Ecco, è finita, è finita. Allora cerchiamo di mettere in atto queste cose che abbiamo, questi strumenti tecnologici, ma io ho avuto anche, e lo dico quasi tutte le mattine, lo dico anche a Patrizia Pisi, avvocato Colombo, ho avuto Gigi Pirollo che insegna guida sicura con l'ACI e lui ha detto che quando escono con la patente non sanno guidare. Lui l'ha detto chiaramente, non sanno guidare, non sanno usare l'acceleratore, lo sterzo, il freno, fanno una confusione. Allora, siccome domani ci sarà questo grande pranzo che faremo con le associazioni che abbracciano le associazioni, abbiamo invitato anche i referenti UNASCA delle scuole di guida, proprio per far capire l'importanza di unirci, perché questi pranzi non è per divertirsi, è per unire le forze, sentire varie associazioni cosa propongono, perché costruendo tu fai qualcosa di buono. Cosa ne pensi, Patrizia, che tu ci sarai domani a questo pranzo, ecco, di questo pranzo che unisce, che vogliamo sentire parlare le persone che sanno, quelle che propongono delle cose importanti per portare poi a buon termine. Prego, Patrizia.
Sono assolutamente d'accordo, perché solamente uniti possiamo fare qualcosa. Io sono sempre stata convinta di questo. Per quello io ho creato gli automutuo aiuto a Verona, noi ci aiutiamo tra familiari, cioè il condividere, la condivisione è la cosa più importante in assoluto. Se noi tutte quante associazioni ci uniamo e insieme mettiamo la forza per l'airbag sulla moto, per avere maggiore sicurezza sulle nostre strade, soprattutto anche, come dicevi tu, purtroppo per le strade, perché abbiamo tutte le strade rotte. Vabbè, questa è una cosa comunale e se ne parlerà, ma è molto importante che tutte noi associazioni ci uniamo e ci diamo la forza per andare avanti, perché ci vuole molta energia per portare a termine tutte queste cose che ci sono, insomma tutte quelle cose che non vanno su questo codice della strada, perché purtroppo, come diceva il nostro avvocato, oggi non c'è sicurezza. Noi l'abbiamo chiamato il nuovo codice della strage. Andiamo a sentire allora, Patrizia, le reazioni a questo codice della strada e poi commentiamo. Ok. Siamo sempre in giro in furgone, in macchina, quindi è diventato un po' faticoso anche a livello proprio di gestione della guida. Cioè, bisogna sempre stare attenti perché in giro per la strada c'è un po' di tutto. Sempre peggio. Cioè la gente non c'è un minimo non so, hanno la testa da un'altra parte. Quindi probabilmente una multa più pesante. E vorrei anche qualcosa in più, insomma, diciamo, ecco. Giusto, perché comunque si sono verificati troppi incidenti per distrazione, anche le norme relative all'alcol, agli stupefacenti sono severe, però necessarie. Purtroppo i ragazzi oggi tendono sempre più a pestare sull'acceleratore, quindi con queste nuove normative penso che sarà un ottimo deterrente. Più restrizioni per tutti, sia per i ragazzi che per anche gli adulti. Sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, nuove regole per bici e monopattini, stretta per chi viene beccato al cellulare. Il nuovo corso del codice della strada viene promosso da buona parte dei trevigiani a pochi giorni dall'indagine shock della provincia che ha evidenziato l'aumento anche nel 2024 di incidenti mortali e feriti. In particolare 3 sinistri su 10 nella Marca sono causati dall'uso improprio dello smartphone, che una volta entrata in vigore la legge potrà costare fino a 2.600 euro e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Sì, quello è anche la distanza di sicurezza, perché tante volte c'è la combinazione di usare il telefono e stare attaccati agli altri, che è veramente pericolosa e non fa sentire al sicuro. Come si dice, un messaggio non vale la pena di perdere la vita per mandare un messaggio, e quindi si rischia tanto per un'inezia, quindi secondo me è giusto. Io ho perso anche un'amica per un incidente, quindi sono abbastanza sensibile sulla cosa. Quanto ai limiti di velocità, se da un lato si fissano nuove regole più restrittive per l'uso degli autovelox, dall'altro si aumentano le sanzioni per chi infrange le regole nei centri abitati. Per i recidivi si arriva a multe di 880 euro. Questa madre di 2 giovani ha le idee chiare. 2 ne ho patentati, per cui io sono più che d'accordo, perché vediamo tutti i giorni le stragi che ci sono sulla strada, per cui è giusto così. Per le vite che vengono perse quotidianamente sulle strade e soprattutto per una coscienza maggiore di tutti quanti. Però c'è chi dice multe troppo alte. No, bisogna dare un segno forte, altrimenti non si ferma più questa situazione. Segnali forti è questo che chiedono i cittadini per chi sbaglia. Cosa ne pensa, avvocato Andrea Colombo? Ma ovviamente l'inasprimento e il rafforzamento delle sanzioni di per sé può essere positivo, perché anche dal punto di vista culturale manda un messaggio chiaro alla collettività su quanto siano pericolosi comportamenti come la guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti o la guida distratta al telefonino o la guida a velocità eccessiva. Il problema però, lo anticipavamo un po' prima, è che questo codice da un lato potenzia le sanzioni, le multe e quindi interviene di fatto a tragedie avvenute, dall'altra però
rende più difficili, se non a volte impossibili, i controlli. E allora il cortocircuito sta proprio qui, cioè rischia di rimanere soltanto uno slogan sulla carta, multe più salate, ma se poi non posso o non riesco come sindaco, come polizia locale, polizia stradale a fare più i controlli, come faccio ad applicare quelle sanzioni? Faccio 2 esempi. Abbiamo detto che tra le cause principali ci sono la distrazione e la velocità. Questo codice cosa fa sulla distrazione? Sì, certo, prevede addirittura la sospensione breve della patente alla prima violazione, cosa che oggi finora non c'è. Però nello stesso tempo questa riforma è quella che vieta di fare controlli elettronici sulla guida al telefonino. Allora le forze dell'ordine come faranno a rilevare queste infrazioni? Quante riusciranno ad accertarne, anche quando ci riescono, se devono farlo manualmente? Poi abbiamo detto la seconda causa principale di incidentalità è la velocità eccessiva. Questo codice da una parte rende più alte le multe, però dall'altra parte, qui di nuovo c'è un cortocircuito, rende più difficile utilizzare gli autovelox per controllare e far rispettare quei limiti di velocità, e quindi di nuovo quelle sanzioni più elevate rischiano di rimanere soltanto sulla carta, scritte nel codice, ma inapplicabili e inapplicate. Questo è uno dei problemi grossi. Allora, Avvocato Colombo, io la prego come nostra referente Patrizia Pisi, che sta facendo questa raccolta, se riusciamo a unire le forze, metterci nella piattaforma per capire l'importanza di questa raccolta per salvare le vite, perché vale per tutti. Perciò Patrizia Pisi magari la contatterà, poi io la sentirò e vedremo di portare avanti assieme questa importante raccolta, dove veramente anche le forze dell'ordine hanno detto, anche il dottor Meneghetti che si occupa della Polizia di Stato, che era collegato con noi da Roma, che è un'ottima iniziativa e che dobbiamo continuare a proseguire. Perciò se lei appunto contatterà Patrizia Pisi, io sarò ben lieta di far parte di questa grande famiglia, io la chiamo così, di tutta Italia, per la sicurezza di chiunque, e poi arrivare in Europa con queste firme. Cosa ne pensa, Avvocato? Sì, sicuramente ogni iniziativa che, diciamo, da un lato mette insieme, unisce e quindi fa massa critica, e dall'altro manda il messaggio di maggiore sicurezza stradale, è assolutamente condivisibile. Credo sia importante anche come dire, chiedere tutte le cose, pretendere tutte le cose necessarie per la sicurezza stradale, quindi ok, le dotazioni tecnologiche, come già dicevo all'inizio, ma anche la tecnologia deve servire e deve essere utilizzata al massimo senza limitazioni anche per fare i controlli, perché sappiamo che i controlli, non dico le multe, dico i controlli sono fondamentali come deterrenza, per evitare che gli incidenti avvengano. Insomma, lo sappiamo tutti che a fronte del rischio della multa, nessuno vuole fare multe a prescindere, ma a fronte del rischio della multa, della presenza di controlli elettronici e manuali, le persone stanno più attente, non sgarrano, quindi bisogna aumentare, non ridurre la capacità di controllo. Come dico sempre quando ci sono delle polemiche sugli autovelox, dico sempre 2 cose. La prima, non dimentichiamoci che la velocità, anche quando non è la causa diretta dell'incidente, è comunque il fattore che determina la gravità, perché una persona che si distrae al cellulare, cosa pericolosissima e sbagliatissima, però provoca effetti molto diversi quella distrazione se stava andando a 20, a 30 oppure a 50, 70, 80 km/h. Quindi la velocità conta sempre, anche quando non è la causa diretta degli scontri. Grazie all'Avvocato Andrea Colombo. Devo chiudere, Avvocato, se no non ce la faccio. Devo far salutare anche Patrizia Pisi, collegata con noi da Verona. Come vuoi salutarci, Patrizia? Allora, innanzitutto sono d'accordissimo con l'Avvocato Colombo e avrei tanto piacere se poi, finita la trasmissione, ci sentissimo, perché è molto importante questa raccolta firme. Noi dobbiamo andare avanti con la prevenzione
e bisogna avere consapevolezza. Io ti saluto dicendo che quando si prende una macchina, si monta in macchina, bisogna fare solo una cosa, guidare, perché sulla strada purtroppo si muore anche per una sciocchezza. Allora Patrizia, prendi il contatto, poi domani mi riferisci quello che avete deciso, quello che secondo te è meglio fare. Saremo in tanti domani, ci confronteremo e cercheremo veramente di dare anche una risposta a quella che è questa comunità attiva, chiamiamola così, che ha deciso di rimboccarsi le maniche e di iniziare a partire con qualcosa di reale, di concreto. Non solo chiacchiere e parole, ma agire per la comunità. Grazie anche a Patrizia Pisi di essere stata con noi, grazie, e adesso noi andiamo a sentire questa musica meravigliosa con questa orchestra fantastica di ragazzi, i nostri ragazzi del territorio, perché questi sono i bravi ragazzi. Ormai lontano, mi chiedesti quale animale più mi rappresentasse. Ed io senza pensarci ti risposi, un gabbiano. Allora mi chiedesti perché? Ma perché gioia di vivere, è indipendenza, è libertà, perché vorrei sentirmi immersa nella luce. Vorrei vivere la bellezza e la leggerezza dell'esistenza. Vorrei un contatto profondo e intimo con la natura e i miei simili. E spazio, tanto spazio per volare, per sognare, per cambiare, non restare cosa immutata nel tempo. Cambierai, tutto cambia. Mi dicesti. Non pensavo che da gabbiano sarei diventata aquila. Per assumere forza e coraggio, per usare gli artigli affinché potessi aggrapparmi alla roccia nelle tempeste della vita e nel mio volo rigenerare l'anima più e più volte, per cercare la solitudine su alte vette. Solo per ammirare ciò che sembra immutabile, ma mai lo è. Tutto cambia e si trasforma, resta l'essenza intima del tuo essere e del tuo sentire. Se la tua essenza è la sensibilità, quella resta. Se la tua essenza e se la tua fiamma è la passione, quella resta. Se la tua essenza è l'amore, quello si diffonde, si trasforma. Non mi dicesti però che avrei dovuto lasciare l'affetto più caro al mondo per questa evoluzione, ma che il suo dono sarebbe stato il seme di quell'amore che si diffonde e si trasforma.